Ma siete forse pentiti ad avermi fatto felice? No, Valerio, ma temo di amarvi troppo. Ma che cosa temete? L'ira di mio padre, le critiche della gente, ma soprattutto temo che il vostro cuore possa mutare. Oh, non giudicatemi come tutti gli altri, ve ne prego. Io vi amo troppo per poter cambiare. Valerio, tutti gli uomini si somigliano nelle parole, ma sono le azioni che rivelano le differenze. Non feritemi in questo modo, Elisa. Io vi dimostrerò tutta la mia onestà. Oh, Valerio, voi avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Sì. Trascurate di ricercare la vostra famiglia e vi siete ridotto a fare il servo di mio padre pur di starmi vicino. Non vi fate scrupoli, mia cara. Per carità. Vostro padre è avido e avaro, è vero. Ma vedrete che appena saprà chi sono io effettivamente, lui acconsentirà senz'altro alle nostre nozze. Non vedete come lo compiaccio in tutto e per tutto, dandogli sempre ragione? E solo così ha imparato a stimarmi. Oh, viene mio fratello, andate. Vado subito. Ah, Elisa, vi siete già confidata con lui? No, dovete farlo. Per forza, perché abbiamo bisogno anche del suo appoggio. Non so se avrò la forza di confidarmi. Ma dovete, Elisa, dovete. Coraggio, su, andate. Coraggio. Finalmente ti trovo sola. Debbo confidarti un segreto. Dimmi, di che si tratta? Mi sono innamorato. Oh. E ti prego di non farmi una predica, ricordandomi che dipendiamo da un padre, che non dovremmo impegnarci senza il suo consenso. Ti sei impegnato con colei che ami? No, ma ho deciso di farlo. E ti scongiuro di non dissuadermi. Ti sembro dunque tanto bisbetica? No, mia cara, ma tu non sei innamorata. Io ho paura della tua saggezza. Non ne parliamo. Se ti aprissi il mio cuore, ti sembrerei forse meno saggia. Non dirmi che anche tu... Proprio così. Ma parliamo di te. Dimmi della tua amata. Si chiama Marianna. Vive con la madre, una povera donna malata. Il padre ed il fratello sono morti durante un naufragio. Oh, Elisa. Elisa, se tu la vedessi, una dolcezza divina, una bontà deliziosa. Vedo che l'ami tanto. Più della mia vita. Sono di nobile famiglia, ma ridotta in miseria. Pensa che pena per l'avarizia di un padre non poter far niente per loro, non poterle aiutare in questo momento di bisogno. Io ti ho voluto aprire il mio cuore perché tu mi aiuti a vedere cosa ne pensa il nostro caro padre. Elisa, se le tue questioni sono come le mie, il nostro padre ci si mette contro. Non dovremmo più subire la sua tirannia, la sua insopportabile avarizia. E andremo via. Sì, Cleante, sì. Troppo sprechi ci sono in questa casa. Non è capato, non toccare la stacca, stai pigliando, no? Non toccare niente stai pigliando, niente stai facendo. Qualcuno gli avrà sottratto qualche fuliggine. Andiamo a parlare nelle nostre camere. Sempre che dobbiamo morire, sempre che dobbiamo morire. E tu lo sa arrangiare come meglio può. Io lo sa arrangiare come meglio può. Tu lo sa arrangiare come meglio può. Non è che sarà come meglio. Ognuno si fa il fatto so. Qua arriva, piglia, fa. Sto pare persona andiamo. Qui. Che sta facendo? Che ho duro che tu pulito mi potevo lavorare, no? Che sta facendo? Mi stai mangiando un pezzo di pane. E come? Fare orario mangi? Ma perché che c'è orario per mangiare in questa casa? Dammi qua. Come perché? Dammi qua, lievati, dammi qua, guarda. Qualcosa un impazzire. Ma nemmeno quasi, che stavo da stare in cucina, vero? Salutare. C'ho rubato sto coco, stavo da sto muretto, Perciò, io non io mangolammo di stare a ditta, io ho la forza per fare i saudi. Ti posso fare io i buoni Che ho trovato un giardino, sciamburoso, un cane non lo vuoi. Lo giardino, sciamburoso. Io mi stavo mangiando io un pezzo di pane loro, come i ligni. Peghi enormi ci sono in questa casa, peghi enormi, o pane o cane. Se c'era una o pane o cane. Perché che se c'era uno? L'ossa si c'erano. Perciò non mi su pane scritto e si mangia l'ossa. Si mangia l'ossa si vuole. Quale ossa? Che ne so? Allora mi ce la faccia. Ottiene levate davanti all'occhio me, Perché me ne mannate? Ma perché se non voglio mannare? Ma perché non posso stare No, qua? signore, non mi voglio, che te ne vai? E invece vostro figlio mi ha detto di aspettarlo qua. Ce n'è un sciamanato un mobile che poi io perché io ti spacco il battesimo. Avanti. Quale mobile? Questo è mobile.
Sta sto ferro vecchio, mobile. È ferro vecchio, questo è raro, lascialo stare. È raro. Avanti, forza, È raro, se campano a me piglio, aspetta non mezza strada. No, posso aspettare a mezza strada. Ci sono i cani a mezza strada. Fatelo giocare dei cani, mezza strada. Troppo mi gira attorno questo qua, non lo voglio. Questo, signore me, questo non è questo qua capace che si mette a dire. Tu sei spione. Perché tu da lì, tutto quello che io faccio, mangia sbafo. Io mangio sbafo? E cerchi di vedere se c'è qualche cosa da Chi rubare. mi chiama a mangiare la sbafa Sì, mia? signore, cerca da rubare. Ma che vai a rubare? Andiamo a rubare. Che cosa famo a rubare che tenete tutte cose sotto la chiave? Ogni catanazzo tanto viene a dire. Io tengo sotto la chiave, che come pare E piace. ci facete pagare la posta? E ci faccia la posta, ci faccia la sentinella quando vado voglio. Ora mi pigliassero sto pezzo di pane ruro che ve ne facete? che Io bello. sogno di uno. Io restare uno, quando vogliono mangiare mangi. Io che non mangio. Avevano fritto la feve. Avevano fritto la feve a pensare solo che un cosazzo fetoso di chisso potesse sospettare che io sono ammucciato in no giardino, a casa. Ma una cosa, ecco, Chi è? ecco. Non mi facete fare sta strada a stomaco leggio, che mi vede pesante. Ma una cosa, tu che fossi il tipo che ci sa contare a gente che io sono ammucciato in, vero? Ah, perché capite, sono dammucciate? Io gli sono all'aereo. E allora, perché riesci di dirirli? Tu ci vuoi a dire per malignità, perché ti conosci. E magari che avessero sono dammucciati, vado tagliato attorno, vado tagliato queste quattro cose che vi pendono che carica inza, manca magari l'aria. Se avessero sono dammucciati per noi, poveri disgraziati che siamo in questa casa, che cosa cancia? Sì. Guarda, fai magari ragionamenti, a diventare sto filosofo. No, è la fame che mi fa Ah, parlare. ma ti abbattino, guarda, per che No, fare? vai. Smamma, recca, sì, funno. sì, vabbè, me ne stai- Adesso quando ho giardino. Me ne stai Avanti, vero, me ne vero, stai per che fare, me ne stai a dire che non sogno passione di parlare, non sogno passione di ridente. Non signore, tu non sei passione di Io- niente. E allora me ne vai. E abbatti. Me ne stai una. Che pigliasti? Eh? Che ti ammucciasti? Che pigliasti? Io niente. No, pigliasti una cosa date. Io adesso ottieni dopo un'eccia, abbiasti una mano, dai, e una cacchia, che ti buttasti. Che è? Fammi vedere, che ti Ma che ammucciasti. mi volete fare scattiare? Ci ridete a mia? Che è che ti pigliai dopo? Ma se non c'è niente, dai, che mi va a pigliare? Fammi vedere di Un mano. provolazzo mi pigliai. Un ne. Chi? Un provolazzo. Fammelo vedere. Questo provolazzo, e qua provolazzo non ce n'è. Avanti, lausa. 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 eh. Oh, e quando mano io? Non lo so, tu sei come un pupo, hai 8 mani, 8 ranghi. Ma siete pazzi. Aspetta. Che c'è? Cantenere, quando ti scalo io buono, perché se uno di niente sai che ti ammucciasti, io lo so. Perché te ti conosci io? Io ti conosco troppo buono. È troppo buono, se non fosse per me, voi ero su sta terra, sì. così quando Sì, avanti, datemi pane, che mi tengo io, no. Ma tu se ci vedi, c'è le 100 pammere terra sotto sopra. Ok, vado a trovare. A trovare a refuttiva, ti ho colto in fragrante. Chi è questo coso? A rotola, Chi è? a rotola, Chi ha rotola? l'osso d'orinocchio. Lo solo non ho. Pure se mi mazzi quando nasci, Eh. in dote, Io stavo che cos'è? lausa a rotola. Lauso osso. Due ginocchia, due rotole, a lunga come un marruzzolio. Questa causa sbuffa caga, sono fatta apposta per mucciare, c'è roba rubata. Se io sapessi qui che sperimentavo queste cause, lo facessi imbeccare direttamente. E allora cominciate voi, perché queste cause sperimentano lavare, per rubare sa roba. Cos'è che hai capace di lavare? Niente, maledetti gli avari, l'avarizia, che l'avessero a fare pennere come gli addorini della... Per cortesia non mi facete smuovere. E dimmi una cosa, qui che fossero stavari, queste avarizie. I vecchi avaracci, E questo che si i vecchi spilorci, i avari. E sì, ma questo avrei cui intende parlare. Io non intendo parlare, perché... Ma perché vi sentite toccato nell'intimo voi? Io non mi sento toccato un talento, E tu allora, ti sento e toccato un allora talento. perché state facendo che mi state a novoleare? Perché parli su vecchio. E io non ho fatto nomi, perciò è inutile che vi sentite toccato nel tallone di Enghise, non c'è bisogno. Ancora continui, ora ti rugno una caccagnata, vuoi vedere? Una caccagnata? Sì, signore, una caccagnata. Avete il coraggio di spaddare una scappa per darmi una caccagnata? Vero, hai ragione. Talmente siete taccagno e avaro. Ancora, te Vabbè. non iri, 8,90. Vabbè. Poi sai che tu che mi pigliasti e te non vai, lascio da cascia, un modo da banna. Tu puoi sentire la cascia che tu ti pigliasti e te non vai. Ma io pigliai solo una boccata di aria. E non la pigliare chissà.
Perché qua è la mia casa, tu a mia casa non hai il diritto manco di sciatare. E che mo' l'ha occupato? E per me, o muore, non capisco che ti fa ammazzare, che vuoi? Avanti, vai, smamma, perché? Per cappare. Me ne posso dire? Vai al diavolo, per davvero, ora, va. Come? Aspetta, sbagliai, no, guarda, ti ando vuole il diavolo. Abiterà a punto molo, con una persona quadro. La pezza la posso La pezza, non la pigliare tu a me giardino, che manchi i pezzi si possono regnare qui. Qua arriva, si piglia i pezzi e si porta. La pezza non solo mi chiede chitarra la punta molo, fatemi procurare magari la pezza. Non la piglia la pezza io. Che mi sta contando non ne piglia la pezza? Scusate, voi avete detto ieri te la punta molo. Una pezza o cosa? Una persona quadro. Ma la piglio di qua la pezza. No, Riccano, a toccare niente tu. State facendo sempre Riccano potto a trovare una pezza. Vabbè, manco una coda mi potete tirare? Non signore, l'unica che hai coda è questa. E date a mille. Non signore, che mia Maria l'ho pappalato che sta qua. Come mi appena la pezza o coda io? Sai, Perché se io mi metto a mare, voi ammazzate e io ti la punta molo, ragioniamo. Se io mi metto a mare e mi tengo la pezza così, giusto? Subentra in me la voglia di vivere mentre calo il forno, giusto? E allora piglia, lascia la pezza, che è una galla e poi mi presento sempre davanti a voi, al vostro cospetto. no, te ne gira quando Oh, me. e allora ci vuole a coda per attaccare la pezza. Lo sai che ti dico, Sì. a trovare una soluzione, Sì. così non va. Che faccio prima? Fatti ammazzare. Oh. Così, vai. Ma avanti. prima o dopo che vai a punta molo? Quando preferisci. No, voi lo dovete dire. Prima, fatti ammazzare prima. Mi faccio No, se mi faccio ammazzare prima. Sbagliai. E poi mi chiede a chittare la punta molo per morire. E hai ragione. Che faccio? Ci arrivo morto già per morire. Oh, te ne No, vai. te posso morire. Allora, non devo finire. Te ne giri. Te ne giri, Riccardo, te ne giri. E non me ne vai prima, la punta molo mi fare Te ammazzare. ne giri, perché nunca. Va bene, va bene. Da punta La molo. prossima volta saluta. A cui? A mia. Vi riverisco. Vi riverisco. Vi riverisco. Riparisco. Vi riverisco. Chi è padrone. che vuoi? No, niente. Chi Vi è che- dovevo salutare. Vi Chi è che riverisco. vuoi salutare? Eh? Un pane! Un pane! Disgraziato! Non l'ho preso io il pane. Non l'ho preso io il pane. Per me, a me piace questo seffo di mio figlio. Troppo mi furri attorno. Una volta era domesticabile. Mi faceva gli schiticchi, mi faceva questo, mi faceva quello. Ora, pensi tutto l'estro, la fantasia. Certo che non è quasi niente tenere ammucciate qua in casa, certe soldi, certe cose. Non si trova un posto sicuro in tutta la casa. I cassaforti non mi piacciono. I cassaforti non mi piacciono perché sono vera esca per i ladri. La prima cosa che vanno a cercare i ladri quando sono andati a casa per rubare è la cassaforti. Arrivano, scassano e si portano tutto quello che c'è dentro. Se non già fanno scassare, la sambono su per le spalle e se la portano direttamente. E che l'ha mancato a fare questa cassaforte, dico io. Soldi sprecati. Ora io non so se ho fatto bene a sotterrare un tuo giardino. Ma lo facesti? Dice che ho muruto papaiaggio. Mi figlio, Lo facesti? ma che mi fa, ricchi? Va perdo, un mucchio, ma al momento di fame, un mangia io. Ma resta orince, che ti faccio? Lo facesti? Non so se ho fatto bene a sotterrare un tuo giardino a cascettina con i 10.000 scudi che mi hanno restituito stamattina che avevo dato con gli interessi. Messaggio, mi pare, sento voci strane, mi pare che mi spiano, mi sento controllato, spiato, andare a casa, oretta tutto fuori, speriamo a Dio che come spiaccia a morire un pazzo. Papà! I miei figli sono, ritiro la parola. Che cosa c'è? Niente, babbo, niente. Chi la stai a casa del gioco? Siamo arrivati in questo momento, babbo. Che sei contenta, stai nata, brava. Avete sentito cosa? Io niente, Tu, babbo. tu hai sentito cosa? Io neanche, babbo. No, niente, perché è strapottato questi tempi. Mi è venuto a strapottare perché mi sono buona stanotte. A stanotte hai parlato solo tutta la nottata. E ogni tanto fosse avuta la frevo, capisci? Ogni tanto hai detto,
Scusate, se io potessi avere 10.000 scudi d'oro, sabbati, fosse l'uomo più felice del mondo, perché non c'è niente, sogno morendo. Babbo, ma non avete motivo di lamentarvi. Si sa bene che siete ricco. Qui è- Perché vi lamentate sempre? Qui è che, qui oh, ma che stai dicendo? Calunnie, queste non sono altro che sporche calunnie. Gente che mi vuole male, gente che mi vuole male. Non Hai andate in capito? collera, babbo! Non andate in collera, tutte quante contro di me, tutti, non ce n'è uno che... Anche i miei figli sono miei nemici, anche i miei E figli. perché siamo vostri nemici? Perché diciamo che siete ricco? Che certo, con tutte queste nascoste che facete e con tutto questo sfoggio di ricchezze che vi portate appresso, tu e il tesoro, qualche volta i lasi vengono fino a dentro e vengono a tagliare i cannarini così, perché ci pare che sa quanto oro hai ammucciato, perché non buzzero niente. E quali sarebbero queste spese che faccio? Non quali sarebbero queste spese che faccio, quali sono, devi dire. C'è cosa più scandalosa di tutto questo lusso che avete spuggiando fra tesoro, Catania, Pottaiaci, come tu niente puzzi, a tesoro, l'ho rimproverato aspramente e è stato peggio, signore me, a te che c'è qua. Non sapete che italiano è buone, italiano è buone, penso che con tutto quello che avete spennuto, che avete messo in godo, mettendolo a interessi, ci fosse di poter campare terreno da. Te l'ho detto, figlio mio, ti dai troppe arie da marchesi e per camminare per struttura così, non lo so, vieni a dire che mi derubi. Io derubare voi, babbo. E in che modo? E che ne saccio? E allora unifichi tutti questi soldi per cattare il bloccato che buttano in oro, questo, unifichi. Babbo mio, ma io gioco. Sono fortunato. Sì. Vinco e quello che vinco lo spendo in abiti. Male, Male. molto male. Se sei fortunato, questi soldi che ti trasano dalla fortuna del gioco, investili, mettili a interesse, che saccio, 100, 105. Babbo. Ti pare picca? E beh, fai un 40, dice fa, usare tanto. Un giorno te lo troverai. Dico, che è? Modo di essere questo qua? C'è bisogno di spendere tutti questi gran soldi per i broccati, per la seta, per i panni che devono in una certa maniera? C'è bisogno? Ecco qua, lo sappiamo, vedi? Cinture di vera pelle, c'è bisogno per tenere i causi delle cinture di vera pelle, ecco qua. Questo si sa che cos'è? Vera corda. Questa qua mi ha reso il pappalato. Io non ho bisogno di spendere per tenere i miei causi, perché i causi che la corda che ci faccio druppa non calano, capisci? E poi io c'ero affezionato perché ero cane lo signor pappalato. Ero un guinzaglio. Ho visto ignore, ci si vede, ci mosso un cane, avevo un guinzaglio in mano, ci sei che parco, io avevo un cane, dice no, ma la razza è mia sta corda, senza caietta. Ecco, hai capito? Ecco, c'è bisogno dei parrucchi. Ora, perché usi i parrucchi? Siccome noi altri abbiamo i capelli nostri, sono naturali e non costano niente, perché non mi ammenderà la parrucca che poi abbiamo bisogno del parrucchiere? Dimmi, No, Rico, non hai che dire, è certo che non hai che dire, che può dire? Uno che cammina da stamattina, lo sai che fra parrucchi e parrucchini, nassi e nassini, profumi e profumini, compagnia bella, tutto noi fra tesoro vi potessero accattare a fine dell'anno almeno 2 vellini. Certamente, Ve lo babbo, dico io, certamente. anche certamente. Andiamo lo scorso che già mi spieghi te hai, già spombai con Boasi. L'hai tirato con me, l'hai visto, c'è la Boasi è come zappare all'acqua e se me ne rovento. E che so, si stanno complottando per vedere se mi fanno arrabbiare la cascettina che abbiamo mucciato nel giardino, sicuro. Cada funo non può trovare vicino a una sepala di figurini, come la sono. Che sto questi segnali che avete facendo, dottor Roy? Facciamo a gara a chi deve parlarvi per primo. Abbiamo entrambi qualcosa da dirvi. Ah sì? Magari io avrei qualche cosa da dirvi a tutti e due. Noi, babbo, vogliamo parlarvi di matrimonio. Ah sì? Sì, babbo. E di matrimonio devo parlare anche io, sì signora, a tutte e due. Babbo! Che cos'è? Ti preoccupa la parola o la cosa? Ecco. Abbiamo paura che i nostri sentimenti
non siano d'accordo col vostro modo di vedere. State tranquilli, che io un base amorevole sono. Io so che cosa ci vuole per te e per tuo fratello. Allora, pendente sul nostro paese, mi dispiace solo che non c'è buona la mamma, con buaci. Che volete fare? Pazienza, il Signore l'ha chiamata a sé. Senti una cosa, Cleanda, cominciamo di dire che è Sì, importante babbo. il discorso. Sì. Aspetta tu, piano. Piano, piano. Chiedo ci canta manate, tutti ci aspetti sempre. Dunque, una cosa, Cleanda, conosci una ragazza che si chiama Marianna e che abita qua nel quartiere qua vicino? Sì, babbo, sì. Bravo. Sì. E tu? Ne ho sentito parlare, babbo. Senti una cosa, guarda tutto noi, ma mi sono a fare un favore prima di tutto. Non mi sono a chiamare babbo, chiamatemi papà. Sì, babbo. Ecco, sapevo. Allora, senti una cosa, che te ne sembra di questa ragazza, Cleante? Molto carina, Vero? intelligente, dolce, deliziosa. Bravo. E tu come ti pare? Una deliziosa ragazza, padre. Non vi sembra che una ragazza come questa, soprattutto tu che sei donna e hai l'occhio più clinico, sarebbe degna di essere presa in considerazione, papà? Ma sì, padre mio, certo. Che ha tutta l'aria di poter diventare una buona moglie. Una buona moglie, un'ottima Hai moglie. visto? E che suo marito potrebbe essere contento. Certamente. Ecco, hai visto? C'ave però un difetto. Quale, Non padre? deve scandare, non ha una dote sufficiente. Ma padre, la dote non ha importanza quando si tratta di sposare una ragazza per bene, no? No, un momento, no, cominciamo a non andare fuori dal seminato. Ecco, sì, non ne facciamo pigliare del brio. Se non ha la dote, che dovrebbe avere, fosse auspicabile che l'avessi, perché non mai c'è a pensare a dote della figlia, picchiamo su la madre. Cercheremo di trovare una soluzione diversa, ma la troveremo. Si intende, padre, si benissimo. intende. Sono contento che la pensate come me. Sono contento di te, soprattutto perché sai, di solito sui figli mascoli. Allora, Leandro, Sì, padre. i suoi modi mi hanno colpito proprio qua e io ho deciso Sì. di sposarla. Ah, Sì, purché mi porti qualche cosa in dote, si capisce? Avete deciso di sposare Marianna? Sì, perché? Ma chi hai? Aspetta, senti sta buona. vero? Scusatemi, Lo sapevo. mi è preso un capogiro. No, niente. Vado in cucina a prendere un elisir. Non ti preoccupare, l'emozione. Oh, quali elisiri? All'impettito al rubinetto, io ti voglio acqua fresca. Elisiri, stai vedendo? Lo stai vedendo tuo fratello? Questi picciotti di oggi sono tutto fumo e niente arrosto. Comunque, non pensare che io sono un base egoista. Questo non lo deve pensare. Io ho pensato per tuo fratello, io ho pensato magari per te. A tuo fratello gli ho destinato la vedova Salomone. Ma la vedova Salomone Eh. è muta. È buona femmina chi che non barra, così dice il proverbio. Poi anche Sofocle nella Iace ebbe a dire: ornamento bellissimo per una donna è il silenzio. In quanto a te, sposerai il signor Anselmo. Il signor Anselmo. Il signor Anselmo è un uomo maturo, saggio, e ha 65 anni, ma è molto buono, non ti credi? E Anselmo è bispo ed è ricchissimo. Io non mi voglio maritare, padre. È un saggio, figlio, che non devo maritare via gli stare qua, ma io non ti posso mantenere più. A dopo che ve la stavo a buonare la vostra madre, oggi un vestito, romano un altro vestito, oggi una camicetta, romano un'altra camicetta, e cinturini, non mangiassero tutto quasi. Io sogno, non possiamo niente, figlia mia, perciò è meglio che tu sposi il signor Anselmo, così te la passerai bene. Sarò serva umilissima del signor Anselmo, ma non lo sposerò. Io sono servo umilissimo tuo, ma tu lo sposerai questa sera stessa perché io ho già impegnato la mia parola. Ecco. Cosa? Stasera stessa? Sì, signora. Ma voi delirate? Tu è che delira. Mi ucciderò
piuttosto di sposare il signor Anselmo. Ma che si passa? Ma che ti ucciderai? Che ti ucciderai? Guarda che sfacciata, ma dico io, ma si è visto mai una figlia parlare in questo modo con suo padre? E si è visto mai un padre voler maritare così una figlia? E si è visto mai una figlia così... Senta, guarda, vedi che è un partito magnifico. Io sono sicuro che tutti approveranno la mia scelta. Ecco. Nessuna persona di buon senso approverebbe questa scelta. Ah sì? Sì? Ah, guarda, dacci a Valerio che sta venendo. Mi pare che io di buon senso non avevo abbastanza, o no? Sì, Vogliamo chiamare a Valerio a giudizio di questa cosa? chiamavo Valerio. Accetterai il suo responso? Accetterò il suo giudizio. Bravo, allora la cosa è fatta. Valerio! Valerio! Signore, Vieni qua. Venga Valerio. Mio affezionato maestro di casa. onoratissimo. Dunque Valerio, senta una cosa, ti abbiamo chiamato a giudice di questa piccola controversia, perché tanto Sì? che c'è fra mia e mia figlia. Oh, mi dispiace. Siccome non siamo, tu pensi che avrà ragione fra mia e Ida? Voi, signore, senza possibilità di dubbio. Ma perché già sai di che si tratta? No, ma è impossibile, signore, che voi possiate avere torto. Voi siete la ragione personificata. Allora, senti Valerio, io la voglio dare sposa questa sera stessa, perché già ho parlato anche con il notaio, a un uomo, diciamo, prudente, saggio, facoltoso, e questa tappinarella mi va a dire, è ricchissimo oltretutto, mi dice che non ne vuole sapere sentire. Tu che cosa ne dici? Che dico? Che dici? Ah, tu dici solo e basta. No, signore, dico che eh. sono d'accordo perfettamente con voi. Voi non potete non avere ragione, ma anch'essa non ha tutti i torti. Sì, ma forse non ne stiamo capendo buone. Si tratta di persone che tu conosci, si tratta del signor Anselmo. Sì. Un signor facoltoso, ricchissimo. È vero. È un uomo che non se ne trova negli stessi. Poi non ci sono rimasti figli dal primo matrimonio. Oh, che disgrazia. No, che fortuna. Perché ci mostrano tutto per andare una volta, moglie, figli e figlia. Ho capito. Anneati ci mostrano. Benissimo. Perciò c'è una convenienza che è formidabile. Certo che c'è la convenienza, però vedete, signore, vostra figliola potrebbe obiettare, è vero che è come un precipitare le cose, è che... Ma quando? Questa, Valerio, vedi che è un'occasione che bisogna prendere per i capelli, perché Don Anselmo si impegna a pigliare Silla senza dote. Senza dote. Senza dote. Ah, ma allora io non dico più nulla. Scusate, signorina, questa è una ragione troppo convincente, bisogna arrendersi. Figlio mio, c'è una convenienza che è formidabile. Vieni può andare a spambio. È Senza dote. sicuro, signore, chi avrebbe mai da obiettare? Certo, però la signorina potrebbe farvi notare, è vero che il matrimonio è una cosa seria, che si tratta della felicità o dell'infelicità di tutta una vita. Valerio, senza dote. Avete ragione, Dote. è un argomento potentissimo questo, si capisce. Certo, poi ci sono certi altri che potrebbero farvi notare che bisogna tenere anche conto dell'inclinazione di una figliuola, della grande differenza d'età che potrebbe portare a questioni spiacevoli. Senza dote, Valerio, cerca di pensare. Ma non c'è nulla da replicare contro una tale cosa, si capisce. Ah, ma poi ci sono quei padri che cercano di contentare i figli, magari facendoli sposare secondo il loro desiderio. Ma senza dote. Ma sicuro, ma come resistere ad una tentazione come questa, mio caro signore? Valerio, ma stai sentendo abbaiare i cani, non ti muovere da qua, torno subito quando ci renderò con un oggettino. Fate. Non lo so perché sta cane abbaiano. Fate, andate a controllare, signore. Sì. Sono qui, vi aspetto. Aspetta. Come parlate a mio padre? Oh, signorina Elisa, io non posso prenderlo di punta a vostro padre, sarebbe come sciupare ogni cosa, capite? Per raggiungere il mio scopo, io non devo indispettirlo. Ma quel matrimonio, Valerio! Il matrimonio troveremo ripieghi per impedirlo. Ma che ripiego se il matrimonio sarà questa sera stessa? E allora dobbiamo rimandarlo, ecco, magari fingiamo una malattia. Ma che fingiamo una malattia? Chiameranno il medico e si scoprirà l'inganno! Ma perché voi veramente credete che vostro padre, è vero, possa pagare un medico così di sua sponte? Meno male, c'è da stare con l'occhio aperto.
tutt'al più la Grazie fuga a ci Dio, metterà a tutto a riparo di posto. tutto, mia cara Elisa. Veramente. E se poi il vostro amore... Viaggio, Sì, emozione. avete capito? Una figlia deve obbedire al padre e non deve badare come è fatto il marito, specie quando interviene la ragione del senza dote. Ecco, così è parlare bene. Signor. Fatti abbracciare, vieni qua. Grazie, signore. Mi dovete perdonare se mi sono accalorato in tal modo. Non mi ero accorta che eravate tornato. No, tu ti devi accalorare. Tu qui da questi accaloramenti li devi avere più sai, mattina, menzioni e sera, chiaro? va bene. Non ti fare pigliare i stinnicchi, hai capito? Perché io cedo a lui l'autorità che il cielo mi ha dato su di te. Grazie, E tu signore. dovrai fare tutto quello che dice il maestro di casa Valerio. Grazie. Allora, se permettete, seguo la signorina, va Bravo, bene? Così sì. continuo la lezione, Valerio. perché bisogna tenerla stretta. Valerio, mi raccomando, non c'è dare tempo, non l'affari ciatare. Ecco, appena ida la pauca, tu paffate, sai come fare per non parecchio. Senz'altro, saprò quello che devo fare, Mi signore. raccomando, non ti fare pigliare, tienila stretta. Assolutamente. Stretta. E allora, mia cara signorina, ricordatevi sempre che il denaro è la cosa più importante che ci sia nel mondo. E ringraziate al cielo che vi abbia dato un padre come il vostro, perché egli sì che sa che cosa significa vivere. Grazie. E quando un padre si offre di sposare la figliuola senza dote, non bisogna guardare altro, perché nel senza dote c'è tutto, mia cara signorina. Nel senza dote c'è la bellezza, la saggezza, l'onestà, la nobiltà, l'onore. Beato qui avevamo messo in casa Inza di sta maniera, guarda. Ragazzi, non ho che fare, poi scomparano tutte. Fai questo, fai quello, fai l'altro, appena i cecco non ci sono mai. Sarei impazzire, va. Sono impazzire. Sarei pazzi. Freccia! Sono impazzire. Freccia! Impazzire. Dove diavolo ti sei... Caso, Dove diavolo ti sei cacciato? Che vostro padre me ne mandavo, ma abbiamo un giardino, io volevo aspettare Darici, no giardino ci sono i cani e mi stavano a rosicare, e facciamo sempre trippilare, un poco e avevo trippila. Freccia, Tutto io. Freccia. Ah, Com'è finita col prestito? Ora la cosa è più urgente che mai. prestito accordato. Mio... Bene. A tua, ma chi che ne non è soldi? Ecco. Ma chi ci presterà il denaro? No, ha voluto mantenere l'anonimato. Non si deve sapere chi che si mise in tuo penso. Dice, ho trovato chi che a Verona i denari, gli scudi, ma non vuole che si sveli la sua identità. A noi che ti interessa, basta che non ha una moneta. Vabbè. E ci fa il prestito al 5%. Oh, è un onesto uomo. Ah, sì, beh, un momento, però a somma non l'ave tutta. Non ce l'ha tutta. Ce n'ave metà. Quindi metà ne sta dando il 5%. L'altra metà se la sta facendo prestare Sì? al 25%. Perciò voi dovete pagare 25 più 5, 30 roi. 30. 30 roi. 30. 30 roi. 30. Io qualche cosa ce l'hai a buscare. Perché con padre e figlio non mi manco un ducato, mai. E non è possibile. 30 roi per cento. Sì, però questo è uno strozzino. Ora, per davvero vi state mettendo in una situazione grave, gravissima, dovete stare attenti a quello che fate. Ho bisogno di quel denaro a qualunque condizione, Freccia. Lo so, vi capisco. C'è altro ancora? Come c'è? Certo che c'è altro. Assettate, perché la situazione è un po' incaboiata. Come non l'hai capito buona manco io. Non vorrei che a spiegare una villa non va a spiegare troppo buona perché potessi sbagliare a confondermi. Avete capito? Chiaro. Allora, metà di somma la sta prestando al 5%. L'altra metà se la sta facendo non prestare. La metà che aveva Iddo che ne sta prestando non l'ave tutta. Ne ave metà. Perciò è un 4 totale, ma metà da metà. La metà della metà. Perché a metà, se tu una cosa totale la spacchi a metà e hai due metà. E poi su sta metà dici, di una metà fai metà e dell'altra metà fai l'altra metà. Che Sì. poi se tu gli scucchi, ognuno è un 4 di tutto totale, che uno un'iruna che non lavi. Perché ne avevi solo metà. Sto 4 che non avevi, che morria uova che per essere hai, sto 4 che non avevi in ducati, non sta prestando in frasciami. Ecco, mi viene. Ne sta dando una zammoliata di cose che non servono.
Che significa Che questo? hai la nota io? Hai la nota dei masserizi. Che ne resta? Ma ammucciai, che se mi ammucciava e con la rotola, io non me la trovavo. Avete capito? Perché poi cerca sempre nei stessi posti, no? Chi ladro opera. Furbo tu. Allora, caccia la nota. Titolo, nota masserizi. No, c'è scritto, non è che... Perciò, metà moneta sonante, 25%. Un quarto di metà di tutto di mezzo, moneta o 5%. Va bene? Frasciami, io conosco. 2 colonnine di pietra. Iniziamo bene. Mi possono servire 2 colonnine. Mi mettete vicino al letto, al posto delle colonnette ci mettete i colonnine di pezzo. Che volete fare? Ci appoggiate che cavoli tu faccio. Una colonnina di finto avorio. E io sta colonnina mia mi dice qualche cosa, hai visto, da qualche parte ma non aveva importanza. Poi ci sono 37 mattoni, 1 metro per 1 metro. 37 mattoni. Sapete mai, quando volete stornare alla casa, vi volete fare una dipendenza da giardino per i cani? A tagli ai cani, c'è spazio. Vi facete una dipendenza perché vi sapete una cosa con 37 mattoni e metro per metro, avete voglia. Avete voglia. Io è una reggia. Per voi. Oh, e che ci sono 37 mattoni? Che facciamo? Ne cuocchiamo a cielo aperto? No. Non è possibile. Che fa? Ne cuocchiamo e vedremo i stidi? No. E ne cago con i palumi la mattina? Non è possibile. Allora ci sono 160 tegole come nuove. 160 tegole, capite? E a dire potremmo compigliare un palazzo. Per la cosa è, sono arresto, non vuol dire che ne arrostiamo un po' di carne, un po' di salsiccia. Ammesso che si mangia, perché è difficile. Poi che camminiamo da terra, ci sono 360 mattonelle per pavimento come nuove! Pensato proprio a tutto. Però su una diversa dall'altra, quindi facete un mosaico in terra, camminate e vi fuori la testa, vi viene magari sconcettare. Tutte queste cose le dovete ritirare a vostre spese, quindi altri soldi, vado a affittare una carrozza, i facchini, i cavalli, non vi dico e non vi conto. Segue nota, ancora ci sono masserizi, Ancora? un grande tavolo allungabile con 6 sgabelli. Se mai volete fare una cena, che qua non si è visto mai una cena, se mai la volete fare ci sono 6 sgabelli. Se ammetate a 10 cristiani, va settate uno con dall'altro. Però sono ammetati, per esempio, 3, dici dove mi siedo e voi vi pavoneggiate e ci dicete prego, mettiti uno voi. Con 6 seggi c'è la casia, no? Poi abbiamo 3 moschetti guarniti di madreperla, un fornello di terracotta, 3 bacinelle come nuove, una capiente cassa metallica, io a qualche banna l'hai visto sta capiente cassa metallica, una cornamusa proveniente da Montalbano d'Alecona. Anche la cornamusa? Suonata la ceramedda? No, tu? E che suona la ceramedda io? Che faccio? Cerameddario io? Non lo so, Freccia. Mi manca solo che io a Natale, con tutto quello che faccio, mi vesto di ceramessa e faccio che suona la ceramedda. Magari proprio a Natale mi sorprendi, Vabbè Freccia. sì, proprio a Natale bisogna essere più buoni, che a casa siete santi che non surate in questa casa. Manco un Natale ci può. Stai facendo sudare, Freccia, invece. Un bigliettino da tavolo, io cado bigliettino. No. Una dama, io cado a dama. No. Una pelle di ramarro imbastamato, io cado con ramarro. Una tavolozza con l'effigie della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, per l'ammontare di 3.750 scudi, che è in 4 e da metà, che fa un totale che non avevamo il 34%. E che gli venga un accidente a lui e... E solamente a lui, perché cuppa, non ne aveva. Ecco. Farabutto e miserabile di uno strozzino. Mi tiene il pugnale alla gola. Lo so, dovete stare attenti a quello che fate. Ma cosa vuoi che faccia se mio padre mi costringe a servirmi degli strozzini? Io ne... Cosa ridi? Un'idea ce l'ho. Quale idea, Freccia? L'idea è che vostro padre se meritasse rubato, va bene, derubato dalla testa fino ai piedi, avete capito? Derubato di tutti i suoi averi. Io dice che non aveva, ma basterebbe cercarli, trovarli e farci le vere, lo sapete come? Lo sapete come? A distanza, che viene a dire proprio che ci avviene le richiancite. Cosa? Cai, amonino. Vieni qua. Vieni con me, Freccia. Ho finito. Vi stavo dicendo che un giovane aveva bisogno di denari. Sì, ma dico io, c'ha rastro, a nota, che io veresi, la leggevo buona, Certo, accetta tutte queste Certo. cose che si deve prendere. Sì, accetta. Se vedi qua ha bisogno di denaro, il giovane accetterà, no? No, ma siccome io non lo so, ma qui è, si sa qui è. E veramente ho parlato con un suo servo, io non l'hai visto Devo veramente. cercare di sapere qui è prima che facciamo queste cose. E il servo mi disse
I giovani appartengono a una famiglia ricchissima, ma ricca. Questo è buono, si vede che ha un contrasto con qualcuno. Chieto, Ah, sì. Sì, era troppo ricca, riccuna, che non veniva. Perché era? Era perché, mosso pure. Ah, buono, mica qui. Mosso, Un bacio là, vedi? infatti io ho finito mezzo. Ah, un bacio là, vedi? Sì, là lo bacio, però lo bacio là, per dire là. No, perché quando io rete Sì, non lo passo. in base che io, più cabana che da banna. Ah, e allora? Infatti il giovane si impegna a farlo morire in 8 mesi. Quindi già c'è una buona intenzione da parte dei giovani. Addirittura mi dissi che se ci riesci lo fa morire prima. Adesso ce la fai, perché no? E mi donne le cose giusto. Giusto? No, perché uno scandalo c'è il riso, che visto, Sì. che su 15.000 scudi d'oro, Certo, su certo, la mannescia. Allora. E va bene, quando possiamo fare del bene, lo dobbiamo fare. Certo, la Perché fare non sempre. così signorozzo ne castiga. Noi se dobbiamo fare la croce, andiamo a pregare, andiamo a dire sempre i rosari, le cose. Dice, voi il Vangelo ve lo leggete ogni tanto? Non dare. Male. O picca. Il Vangelo picca non basta. Il Vangelo dice, ama il prossimo tuo come te stesso. Così dici. Voi lo amate il prossimo? Certo che lo amo il prossimo. Ecco. Certo, come non lo amo il prossimo? Sicuro? Certo, Ma voi sapete chi è il prossimo? certo, quello che viene dopo. Buono, non ci siamo, non abbiamo capito. Il prossimo vostro sono io. Voi siete prossimo mio? Certo. E perché? E io sono il prossimo vostro. Allora siamo due prossimi. E siamo due prossimi, tutto rendiamo a volere bene. Io voglio bene perché quando è a fare un travaglio cerco sempre a voi, voglio la vostra consulenza. Grazie. Capao, Grazie. giusto? Insomma, pavate. Capao. Picca. Voi a me non mi volete bene. No, che guarda, io voglio bene. Non sono è passato. vero che Come? non è vero, perché mi da dare ancora la senzalia di interesse sopra il resto che ci facciamo a fisichiella. E perché? Non vai adesso? Non mi arrastro, Sicuro siete? sicurissimo. Bì, me l'avevo scordato. Hai visto la veramente. mente, infili capito? Si capisce perché sto a rodare, ma immaginarsi, Tenete. capace che sono scordato. Contatevi, contatevi. Certo che mi conto, ci manca sia altro. È inutile, come furriata. Oh, Sempre cosa che non servono. oh. D'accordo, facciamo, ti rendi Avete conto? fretta quando vedo, eh? Eh. Che ci facete qua? Come? L'appuntamento non era qua. Perché siete spostato? Non al capone. Perché Oh, siete queste vecchi? sono persone prudenti e sistemeremo ogni cosa. Ma qui è, poi c'è che entra, qui. Questo è il giovane a cui dovete prestare il denaro. Voi, chi sto? Dillo. Ma chi sto? Mio figlio è. Vostro figlio è. Oh. Via. A punto molo, non gusta, mi faccio compagnia. Viaggio tutto qui. Non ti vergogni, dico io, di fare quello che fai. Io dovrei vergognarmi. Sì, signore, come ti puoi presentare davanti a me? E voi dopo questo come vi presentate davanti alla Ma gente? perché sei tu che cerchi denaro a usura? Ma l'usuraio qui siete voi, padre. Non ti presentare più davanti a me, come non ti vergogni? Come non ti vergogni a fare un pauroso sciupio di 4 lire che tuo padre ha guadagnato col sudore della propria fronte e lo vanno sa vita notte e giorno. Voi, padre, confondete l'onesto lavoro con l'infamante usura. Levati davanti all'occhio miei, non ti fare vedere almeno per un mese. Me ne vado volentieri. Ti sospendo tutti i viveri, non mangi né dimensione e manco di cita. Fate come volete, Ecco, padre. fate come volete, vai. E manco saccio buono se ti diseredo. Signore me, perché mi combinano questi figli? Devo stare sempre con l'occhio aperto, perché non si sa mai. Era un momento a nauso, così piglia questo, così piglia d'altro. Un giardino, non stai reggendo più in questo giardino. Però il pagone, qua sono! Qui! A così ti presenta, così senza essere annunciata, Frusina. Come vi sta a presentare? E che ne sai? Che sta facendo? Stai mangiando un buon uomo. Uno pigliasti? Ho il giardino. Ma quale giardino? Ho il giardino, ho signor Pappaladdo. Ma che pigliastro? Le rame che spoggiano di mia o la patinza? No, a pattingia. Ah, patinza. No, perché chi che spoggiano mia io là ho contati. E non si devono toccare, nessuno li deve toccare. E sono da nisciuto e c'è qualche perinespola,
Vedi che non la toccare manco perché già mi cattai io in espolano pappalatto. Lo sapete che facciamo un bell'arzillo? Come va? Come va? Il lavoro, la salute, il denaro. Certo. Rosina, Siete buoni, non da facci. Avete un colorito roseo, parete in picciottello. Rosina, se hai bisogno di denari, vedi che ha sbagliato sto momento. Chi sono... Ma chi è che state contando? È che guardandovi mi viene in mente che un picciottello di 25 anni con voi scompare. Eppure, cara Rosina, ne ho 75 già suonati da un pezzo. Ma che ci rincucchiano? Sì. Se picchissimo ne avete 76, già fatto. Ah, lo sai allora quando ne certo hai? cos'è, A ci posto. faccio tutte cose. Sanno tutto di me, sanno tutto vita, morte e miracoli. Ma che cosa sono 76 anni? Entrate ora, proprio in questo momento, nella bella età dell'uomo. Eppure, cara Rosina, 100 anni di meno non è che mi stassero male. Ah, guarda, ne avete bisogno voi. Lo sapevo, io so di avevo bisogno, ma io non si capisce a volo. Vanno a ammazzare. Ah? No, dico per morire, vanno a ammazzare. Ah, certo. Dico voi, campati 100 anni. Certo. Stavolta non vi ricordi, campati 100 Lo anni. sai, tutto il caso, toccamo ferro. Voi siete di pasta antica fatto. Hai ragione. Lo dico io. Date la mano che avete già la preneta. Chi è che fai? Vi leggo la mano, datemi la mano, chi da buona. Non signore, non ne rogno mano perché la volta scorsa se tu non ci pensi, ne stavamo sciarriando perché mi leggista la mano chi da lausa e poi volevi essere pavata. Io non ti ho lavorato, che mi Questa leggi volta la mi mano. domandai i denari? Hai approfittato. Vi ho domandato soldi? Volevi Questo essere... è un regalo che vi voglio fare, è compreso un da senza lia, dai. Ah, ho capito. Date la mano. Non lo so che controllo. Ma che cosa? Niente, come è educa. No. Tagliati, guardate c'è? che lì, questa è la linea della vita, capite ricca? State vedendo? Guardate quanto la lunga. Che cosa? La linea della vita. Ah, certo, Qua, certo. Tutto qua. Guarda. Fate, ma non è che finisce. Ma è lunga, per davvero. Guarda, due gira attorno al puso. Scansate, Sì, che vuol sì. dire questo? 100 anni, sì? Sì. Ah, guarda, sbagliai, 120. Andai a biscotto. Oh, poi vedrete morire i vostri figli sì. e i figli dei vostri figli. No, guarda, Frustina, per cortesia, certe cose tu non le devi neanche, no dire, non le devi neanche pensare, perché io te lo proibisco, come ti permetti? Ma che sta? Guarda, vedete morire i vostri figli, i figli dei vostri figli. Ma tu sai quanto costa oggi un funerale? Che c'è, ma chi sta? Anda, finisce, ma piuttosto dimmi una cosa, come va il nostro affare? Ma che c'è bisogno di domandarlo? C'è Ma non bisogno si di tratta di domandarlo. Frosina? La Conza Matrimoni? La ragazza è entusiasta. Sì, lo sai che è entusiasta, perché me ne sono accorto come Italia sempre quando passo, non è che lo sai perché in Italia io non lo so, ho fatto stacca Ah, lo sapevi perché? Ma dico, tu ce ne parlaste a sua madre, gliel'hai detto? Certo. Che si muncisse un poco, perché non è che si marita una figlia senza atti né patti. Non è che Come senza una mano, atti né e patti? una mano avanti e un'altra terreno, così, sai, Ma qui è? sai che sono poverazzi, che ne sai? Ma come è che incucchiamo queste cose? Ah, così dice. La ragazza vi porta la dote. È vero. 10.000 scudi di oro. Oh, chi sta è una carusa che vi porta 10.000 scudi di rendita all'anno? Per davvero mi stai dicendo? Tu si ma saluti. Non morire. Guardate, è una ragazza che è abituata a mangiare latte, formaggio, mele, puma, così, e quindi dopo ci avremo scavito 2.000 scudi l'anno. Vabbè, ma mangia. Mangia, ma che mangia? Mangia cose così, erbette, non è che mangia cose dell'altro mondo. sai, se comincia con le betti e poi... Poi è una carusa che non ci piacciono tutti i lussi, i vestiti broccati, seta, gioielli. Un panno, io deve essere in maniera semplice, cottonazzo e basta. E dopo c'è un secondo scavito, 4.000 scudi l'anno. Ha una versione particolare per il gioco delle carte. Non ho capito. Dico, ha una Parla versione... leggio perché non ti capisci, non mi confondere. Non ci piace giocare ai cazzi. Ah, E questa è una gran fortuna al giorno d'oggi, perché io ne conosco una che oggi all'anno, perché poi io auguro ai gatti, ci vicininnero tutto cosa a suo marito. E quando dopo ci ho detto scavito, altri 4.000 scudi l'anno, quindi se ne facciamo un conto, 4, e 4, 8, e 2. 10.
10.000 scudi l'anno. Sull'unghia, signor Arpagone. Che c'entra, Frosina? E tu che mi vuoi costruire una dote sulle spese che lei non farà? Vabbè, No, ma se no, no. consideriamo altri 10.000 nesce, 10.000 traseri. No, non c'è né nescere, che non trasano direttamente, non nescere. Uno, e poi io non è che posso fermare una ricevuta di quello che io non ricevo. Io ho bisogno di cose concrete, figlia mia. E avrete. Cose che si toccano. Avrete la terra. Oh, no, così che ci siamo. vedi? Ringoglio, speriamo a Dio. Poi c'è un Ah? altro discorso Che cosa? che mi comincia a preoccupare, Che perché cosa? penso che la Carusa è giovane. E come è stato sempre da che mondo in mondo, i giovani si adattano bene con i giovani, specialmente quando sono mascoli e femmine, non so se mi spiego. E quindi non vorrei che questa differenza di età fra me e Ida possa portare a spiacevoli conseguenze. Tu mi capisci? Ma quando, signor Arpagone, ma che cosa dite? Siete un uomo fortunato. La ragazza mi ha confidato che ci piacciono i vecchi. Non morire! Quando stiamo a saluti. Ah, sì. Almeno ne avere 70 anni. Allora io buono sono. Che siete? No, io 76. 76 sono Perché è nati. finita la Carusa? Che non è siete? che- Tu sai. Mi piace, mi piace. Ida mi ha confidato che oggi all'anno sconsa un matrimonio perché il pretendente aveva 69 anni e 7 mesi. Per davvero? Non la sa. Sì. Se ma come? Ci avevo detto che avevo 70 anni, ce la fece, ma hai fatto ora, entro l'anno. Io- Ce no, non mi interessa. Dice, io voglio, hanno chiesto almeno di 70 anni. E poi un'altra cosa. Mi fa parlare. No, dico un'altra cosa, che Ida, scusavo un matrimonio No, proprio io- per suo motivo. No, io 76. 76, ho capito. Sogno un do giusto. Sì, certo che si tentò giusto. Perché dici che erano ossi, magari perché non buttava l'occhiali. Poi io. Il pretendente. Ma io gli porto l'occhiale. No! Come sta? Siete perfetto, benissimo. Sta Carusa è così, è particolare. Ida ci piacciono i vecchi. Sul trasito nella sua stanzetta trovate tutti i ritratti di gente Tu vecchia. c'è stata una sua camera? C'è stato, vorrei Com'è, questo com'è, macci. com'è la camera È di Ida? belluzza, è Un lettino, belluzza. un lettino. Un lettino tipo come chi dei favole, preciso. Ma non questo mancio. No, non mi sulla. Ma no, perché non sapete di vecchio poi. Certo. Ida, appena trasiti nella stanza, sulla parete di destra, c'avi il ritratto del re Priamo. E quando campavo prima, sai? Sì, campavo assai, tanto che assai campavo, che poi la fanno ammazzare per morire. Vero, prima un mazzano, sì. Guardate, Vero. nella parete quella di fronte c'è un lettino, sopra capezzale, vicino al lettino. c'avi il ritratto di Nestore. 150 anni campavo, Nestore. Nestore 150 anni. Certo. Quasi. Nella parete di destra, signore e signori, potete osservare il ritratto di Matusalemme. Ma tu Salemmi che sai di Nestore Io campavo? campavo qualche 300 anni. 300, 150, 450. Non mi è venuto. Ah, Perché ancora? la Carusa dice che di notte si arrusbiglia perché c'ha delle visioni. Siccome lei desidera Non ardentemente... dire che è paletta, cara. No, quale plettega? Dico, ha delle visioni, perché Ida desidera ardentemente, accanto a lei, al suo fianco, un uomo vecchio. E Ida dice che ci compare notte e notte. Ci compare? Ci compare Anchise che cammina sopra le spalle di suo figlio. Di questa maniera, a cavalluzzo, gli cammina. E dice che ci cammina attorno al letto, ci fa il giro attorno al letto. Insomma, ci piacciono i vecchi, niente giovani. No, Noi è, sopra la colonnetta lavano. No, dico io, se io avessi stato femmina, non mi avesse mai maritato un giovanotto, Faceva mi buono. avesse maritato una vecchia. E avessero fatto bene, perché oggi come oggi è da pazzi trovare piacevole la gioventù. Giovane. Quanto vale uno come voi, Ehi, va? Che uno veramente resta caucapetta come mi vire. Dal Guarda. portamento, dico, che avete. Mi presento bene, Di però. come vi presentate bene, come siete teso. Vediamo come camminate, fatemi vedere il portamento, così io Sì. mi rendo conto, insomma, se la ragazza rimarrà affascinata.
Vada, vada, fatto. vada. Sì, camminate. Non mi tagliare così, che io mi ero tagliato. Poi, mi Avanti, non puoi tagliare, che mi affrontate di mia. No, non mi affronto, mi emoziono. Poi... Avanti, forza, non camminate. Ah, Vada, vada, vada. Vada come muglietta di peri, taglia come muglietta di peri. Avanti, non ce l'ho. cosa vuoi più? Vedi, iniziate più meglio. Iniziate. E camminate di questa maniera, che per apetti. Non sono aperti, giusto su. Avanti, boh. No, un volta, ristolato. Buono, vedi, buono. Ma che falcata che avevi, felina proprio, l'avi felina. Avanti, no, un volta. Oh! E non potevi venire che mi cangiavi i scappi, no? Perché con gli anni peri? No, scappi 9 mesi, si spadano. Scappi nuovi, allora non metto lì. Noto con piacere che non avete acciacchi. No, di chi di rosso e acciacchi non ce n'hai, quasi giusto. Io un olore da carina che mi piglia spesso. Ma chi tu? E poi c'è, che questo tempo hai avuto la notte, un po' di tosse. Mamma stai curando, mi stai pigliando la mustura. E che tu sapete? Vedremo, La tosse facetemi che- sentire la La tosse. specie tosse secca che poi c'è tolse fuori a cadavere. Vediamo. Ancora, tossite. Ma mi stai curando? Sì. Tossite. Bella, china, catarrusa, bella. Forza, ancora. Oh, i brumoni fuori mi stanno dicendo. E che ancora. Evitato, Che sì. ci mette la secchietta ida? Va bene, ma Avanti, va. Marianna, ma visto buono per davvero, non ne andiamo che la fassa. Io capisco che tu mi vuoi, non dico adulare, ma mi vuoi mettere su un piano accettabile, giusto? Ma Ida mi ha visto? Ma sua carusa viviri prima. Poi somacci si dia. Ah, Perché somacci vuole che la figlia non va a vivere prima. ah. Perché poi Ida ci può restare troppo, capito? Si può invaghire troppo assai, si Certo. può essere che poi mette la testa da carusa. Quindi Ma io quando passo sotto la sua casa, vedo che c'è una tenna che si allagga che io con l'occhiale vedo buono, senza occhiale andando ci vedo. Ma quando mi metto questi, io subito vedo la la ngaglia. da tenere sempre l'occhiale, Non- mi raccomando, eh? Certo, non hai capito se è somacci o Ida che da lì. Io penso che è somacci. Somacci. Sì, perché sa carusa è stata tagliato prima. Ma intanto mi hanno Ah? detto che è bella figlia, È bella. Mi piace, mi È piace. bella. Io poi ci ho vantato i vostri meriti, bravo. vi ho descritto particolareggiatamente, Ah. sì, e vi ho detto anche, insomma, il vantaggio che avrebbe Ida a pigliare sa uno come voi. Ida, vantaggio. Chi sono io? Va bene, comunque, Frosina, hai fatto bene e ti ringrazio assai. Di che cosa, Don Alfagone? Mi volevo chiedere una cortesia, se mi potessero fare un piccolo prestito per un processo che ho in corso. Ah, ma non potete immaginare la ragazza come sarà contenta di vedervi. E poi rimarrà colpita da questi pantaloni attaccati a cordicella. Lo sposo in cordicella. Pappalato Maria Lau. Ah sì, è vero, a suo pappalato mi pare che fornisce a tutte pare. Su per questo processo sogno consumata. Oh, ma la ragazza non fa altro che parlarmi di voi. È entusiasta, non vede l'ora di conoscervi. Aiutatemi, Don Alfagone, vi prego. Non mi potessero aiutare in un momento di maggiore Io bisogno. do disposizione che si prepara la Mi fossi carrozza. riconoscente A per così tutta la tardi, vita. casomai, vi Se facete mi una potessero dare un passata. piccolo prestito, Quindi perché facete una bella veramente- passata con la carrozza fino alla Non pottaia. ho avuto mai bisogno come... e chi è? A così stilati? E chi è che vuoi? Quando siete combinato? Che c'è? Ma dico, ma manca buonasera, mirate. Tarogno, tan presto! Papà, me la stavo fuori. La stavo fuori, mi messo sotto la chiave. Per quando non mi fa assistere a tutto quello che fanno. Ma io ho le chiavi, io ho le chiavi di tutte cose, e fuori non c'è il resto. È inutile che mi messo in castigo. Vorremmo, che è la chiave? Chissà non sa quindi un doito, perché io mi mangiavo il pappaiello, sicuro. Ma se non mi ero a mangiare, ma è arrangiare, che c'è la chiave. C'è la chiave,
ma che mi declassavo, non è normale. Che mi riduceva così. Ah, e da qui. Vi pare normale? Che mi riduceva così? Mi declassavo, io c'ho i chiavi, che? Io ho i doppioni di tutti i casci che vedete che ci sono dopo. Ma solo che non c'è niente da dentro. Sono capite, ci sono i fulini. Fulini! E dice che non si toccano perché portano bene. Avaro, magari in dei fulini. O si dei pazzi. Prima faceva tutto così, io cainza. E poi a oggi ci stonavo che mi stavo cainza a me. A tipo ferro vecchio. Sogno cosa restare solo. Tutto così io facevo qua. Ero il fulcro di questa casa. Il fulcro. Il fulcro ero. E ora cosa sono? Il filcro? Cosa sono? Tutto così. 14 misteri facevo io qua. 14. Stipendio non l'hai pigliato mai. Che mi toccava magari la 14esima, perché se faceva 14 misteri, a pigliare 14 stipendi. Volevamo fare a metà, ne voleva pigliare 7. Niente, 0 stipendi. E a dire faceva un cuoco, un servo, un cameriere, un cocchiere, un giardiniere, un parrucchiere. Tutto così io facevo, perché non ci voleva travagliare nulla con uno come questo. La mattina venne a dire, Saro spigliava, freccia! Perché io sfrecciava. Frecciava. Ah, non perché mi chiamo Freccia? Io sono stato scagliato dall'arco di mia madre per arrivare a sto disgraziato qua. Freccia, picchiere, che cosa comandi? Voglio la colazione. Allora, lo dico subito a cuoco. Ce l'ha dire tu a cuoco? Ce l'ha dire un cameriere. Perciò io mi spogliavo le mie, mi vesteva il cameriere e ti chiamava cuoco. Un cuoco era sempre io. E chi mi faceva, come mai non ti risponde un cuoco nella cucina? Come mai non mi risponde un cuoco nella cucina? Che sarà andò a bagno, dice, e beh, tu pulisci. Perciò io facevo cuoco, sfrecciava, mi andava nella cucina, mi vesteva il cuoco, mi che cosa c'è? E poi tornava, mi vesteva sempre il cameriere, il signor Alpagone vuole mangiare. Gli faceva 500 metri da un secondo, faceva. Avanti e rete. Ci preparava la colazione e ce la serveva. Dice, me la serve un cuoco la colazione? La colazione la serve un cameriere, perciò me ne tornava andare alla cucina. Mi vesteva il cameriere, pigliava la colazione e ce la serveva. E poi faceva un ne freccia, eccomi, un sì che non ti viro, eccomi, come sarà così. Vabbè, va, ci ricordo il cameriere, meglio è, che vuole coscienza, digli al cocchiere che prepara la carrozza che voglio uscire. Che avevo un cocchiere, sempre io. Perciò mi affacciava roba a cuore, il braccio, diceva, cocchiere! E non mi rispondeva nulla. Oh, cocchiere! Poi quando mi ricordavo che mi aveva rispondere io, scendeva, mi vesteva i cucchieri, che cosa c'è? Mi vanniava io di sopra e sotto, come i scimuniti. Preparaci la carrozza al signor Alpagone, va bene! Non fa tempo avvacchianato. Quanti cavalli vuole, signor Alpagone? Quelli che ci sono, scendeva, va bene! Poi mi faceva il cameriere, mi vesteva il cameriere, che cosa c'è? La carrozza è pronta? Sì, puoi scendere. Dice, addonati, ricillo o cucchiere se è pronta. Pronta è! Non mi voglio fare viaggi inutili. Scendeva da sotto, io pronto, appena chiamavo andare la carrozza era vestito di cucchiere. Dice, partiamo, arrivato a metà viale, dice, fermati che è parlare con il giardiniere. Il giardiniere ci resumi i feri, dice, non è possibile, dice, io feri non ne rogno a nudo. Allora scendeva e mi vesteva il giardiniere, con una foffice in mano, dice, oh, stai attento, dice, voglio stasera la taglia buona. Io, perché credete che sogna così, capite? Mi zannai, perché sbagliai. Che sogno giardiniere io? Sbagliai, non sono troppo forte, sbagliai. A chiamare vabbè, va, me ne stai indo, perciò mi spugliava i cucchieri e mi vesteva, mi cassariai. Di giardiniere mi vesteva i cucchieri e camminavamo con la carrozza, tonci, questi cavalli sono lenti, ogni tanto hai fatto magari un cavallo.
mi capitava che era vestito di cavallo, io faceva, ma com'è possibile che avevamo cavallo su pecchio e la carrozza cammina senza cucchiere? La davissero ammazzare. Ma poi chiesto, per forza mi va a mangiare un pappaiato prima o poi con tutte cose. Ma c'eravamo per strada, dice, come avrei voglia di parlare con un amico? Chi sono chiave, amici, che non spende manco sale di salera per gli amici. Non hanno amici, chi se ca. Perciò io mi fermavo a Ranavolo, mi vesteva da amico, appena, oh, caro amico, signor Arpagone, mi tagliava, dice, no, tu mi fai antipatia. Io mi va a canciare, mi va a vestire di un altro amico. Poi c'ho quella cascia, mi vesteva di no, signor Arpagone, sì, con te ci parlo, io meno male, perché mi avevano venuto in robe. Cioè, ne mettevamo a parare. Tutto il pomeriggio a parlare sempre l'oste, mi interessa 10%, 5%, 40%. Quando voglio tornare a casa, dov'è il mio cocchiere? Un secondo preciso che vogliamo. Mi mettevo a all'avolo, cocchiere pronto. Ma cameriere viene con un auto, non cerchiamo di rilli, non c'è. Acchianavamo da carrozza prima di cocchiere nella casa. Ah, sai che ti devo dire, caro il mio cocchiere? Come la passerei? Un'ora d'amore con una bella donna. Non cerchiamo zilli. Perché gioco ci vuole i soldi. Ma sai, io non mi presento, manco io. Sì, a ririssa lei, quella cosa che ci schidava, a ririssa, c'è capitato a me che mi capitava, a lei c'è capitato che mi capitava a me. Basta, allora non si può avere una bella donna, no! Io sono nato di testa e di testa voglio morire. Va bene, dice, allora ritiriamoci a casa, vedremo se state facendo incontriamo, non incontriamo. Non è che io facevo state secondarie per non incontrare a nudo, no? Perché appena ho visto uno sassolino, uno tutte pare. Io mi ricoglieva a casa e dicevo, voglio fare una bella partita a dama con un giocatore professionista. Uno ci chiappava il giocatore professionista di dama. E mi vesteva io di giocatore professionista e giocavo, ma a dama. E mi vinceva i soldi. Che io non avevo. E mi prestava l'interesse, il 30%, mi faceva l'usura a mia. Finiva che io ci avagliavo a pido, facevo 14 mestieri e ci aveva a dare soldi magari. Sono stati capaci, ho fame. E io me ne vado, ci vuole mangiare qua, come faccio? Non posso mangiare qua io. Sono sogno giocatore di dama, come faccio a mangiare qua? Poi lei chiamò cameriere, io che faccio? Come sto con un da come su e mi vesto di cameriere, poi ci perché sta mangiando. E poi allora dice, no, me ne vai, e te batti, e me ne va. Mi stava il cameriere, cosa vuole mangiare? C'è l'arrestatura di chi che c'era a pranzo, faceva la guariare al cuoco, mi stava il cuoco e ci guariava l'arrestatura. Io mangiava, lo fattemmo ho sonno, riccio cameriere capizzo a letto, e allora mi stava il cameriere e ci preparava a letto. Io si cuccava, ma visto a lavare, non c'è camuzzilli, domani non lavi lei. Se lavassi lei, che io non posso lavare a nudo. Vabbè, lo cuccava, ci incapezzava i cupetti. Poi gli ho raccontato la favoletta, non ne saccio favole, non ne saccio. E dice, vabbè, allora riccio, fammi un canarino. Un canarino? Fammi un canarino. E allora mi si dà una sera. No, dice un canarino. Voleva imbriaco, sparo. Perciò... Dice, no, dice, vabbè, fammi che acqua o chiude, e parla chiaro. L'acqua ucchiuta si chiama canarino. E allora un coso che i patate come si chiamano? Pettrosso. Ma lei ha capito? Dice, vabbè, mi stava il cuoco e ci faceva il canarino. Mi stava il cameriere, ci portava a letto, finalmente si addormisceva e io a sera arrivava che io non sapevo più chi era io. Perciò mi spugliava di chi che era, mi vesteva di mia, mi tagliava lo specchio, mi riconosceva, mi spugliava e mi iva a cuccare. Gli spatti mi declassavo. Non si deve fare. No. Allora, No, abbiamo dato disposizione alla servitù. quale Valerio. servitù? Guardi, che hai contato? Valerio, che fai sto gioco? Eh? Un stato. Io non è stato. Un stato. L'ho peccato a poverico, Valerio. Sì? Valerio, abbiamo dato disposizione. Tu ricordati che sarai responsabile di tutto quello che succederà stasera durante la cena. Come sempre, signore. Arruotati che se si perde qualche cosa, se manca qualche fucchietta, qualche piatto di queste gentate, tu sei il diretto responsabile e mi rifarò sulle tue spettanze. Oh! Ecco, che sia chiaro. Impossibile, signor Arpagone.
Perché voi non mi avete dato mai nessuna aspettanza. No. No, io lavoro per voi solo per imparare da voi ciò che di meglio ci sia da imparare. Ah, allora tu impari. Io per te sono una specie di maestro, ah. Altro che maestro, siete come un mentore per me. Quindi tu apprendi da me tutto quello che... E come? Bravo, bravo. E dimmi una cosa, tu mi hai pagato mai a me? Mai, signore. E allora poi a fine mese facciamo conto. Allora, ordiniamo le cose. Tu hai l'incarico di servire e da bere. Tu sei servo? No, io non sono servo. Come non tu servo? No, io non servo. Tu sei... No, tu che non servi, lo sapevo. No, no, non servo, sapevo, io non ho servuto mai. E tu mai hai saputo chi sto voleva, ma per questa sera devi servire il vino. Mi raccomando di non fare solo tutto, di fare bere le persone quando non hanno sito. No, io ci sto con tutta la volta, No, tu non ci stuoi niente, tu aspettare con il vino tutto umano, 2, 5, 4, 5 vuoti, poi fai finta che tu sconti, che hai che fare, e a volte di portare sempre quanto più acqua è possibile. Avanti, Perché chi ti manda un nuovo vino? Non solo faccio finta che mi scotto, allora che mi ruoto, c'è portare l'acqua. Sì signore, c'è portare l'acqua. E so qualcuno si affuga che c'è druppa, che Qualcuno faceva. si affuga su affare so, avanti. A fare noi, no, so a fare me che non c'era il vino, per stuppare. Ma tu non c'è da dare vino per stoppare si usa l'acqua, basta, non bevi di ricco. Ma come mi presento questa camisa macchiata davanti? E ti fa per stare in cappello con qualcuno, tu metti davanti e poi ci c'è Cappelli non ce n'è. Cappelli non ce E n'è. vabbè, ti metti una mappina, dare una idoli, chi da mettere qua. E quando mi fuori io da rere che sono macchiato magari che faccio? Tu non tu presenti sempre davanti, rarere, ti metti a un muro e ti sposta così. E cammino come il zazzamino. E chi sto c'è? L'ultima roba quando ti feci? Quando ne avevi? 4 anni. 4 anni, quando ne hai ora? 44. Già hai consumasti, avanti, va. Scusate, Don Appagone, come parassero di stuppare, Sì, signore. ma ruta è che c'è la pila indoppata. Non ti preoccupare, che sappiamo che a fare. Fai la cortesia prima che ti... Prima ricchi. Prima Chi che ti può dire canci. sta cosa? Prima che ti canci. Mi caccio che mi metto. No, che ti vuota così. Che mi vuoto al contrario. Lo sentiste che c'è la pila indoppata? E che mi state O contando? stoppa la pila. Avanti. Posso Che chiamare... sto papilo io? Io che stoppo pile? Ma perché a stoppare la pila? Perché lei stoppare io la pila? Ma che siamo gli Ma stupidi? perché non ci facete stoppare a grandissimi stoppagliare che mi fuori una tonna? Ma chi- Che vi manco lo stoppagliare che Oh. mi picchiate a me per stoppare la pila? Ma questo è un Lavorati anche, va! Non si può Ma sono combattere. impazzito! Abbiate pazienza, signore, il carattere. Non si può combattere. Elisa, mi raccomando, tu stai sempre vicino al maestro di casa Valerio. Sì, padre. Non lo lasciare e fai tutto quello che ti dice lui. Zocco da domanda a domanda e Zocco ti spiega, tu alla lettera lo devi, va bene? Grazie. Vedi che sono mai visto a dire cose che non l'hai ascoltato, finisci male, perché preparati a ricevere il tuo fidanzato, va bene? Don Anselmo arriverà a momenti. Era la mia fidanzata, Marianna. Avanti. Mi raccomando, mi raccomando, come da parla, tu sai che fare. Senz'altro, Avanti. signore. Ti puoi ritirare, vai. Sì, padre. Sta cinguardo, figlio mio. Guardiamo più a chi. So quello che devo fare. Mi raccomando, signorino, signor Damerino, cerchiamo di non fare brutta faccia. Io brutta faccia. Sì, signore. E per quale motivo? Ma lo sappiamo tutti l'atteggiamento dei figli quando il padre va in seconde nozze. Non posso dire di essere contento. Ecco, bravo. ma la riceverò degnamente e come si conviene. E mi raccomando, perché vedo che ti finisce male. Io ho messo una pietra, andando a pietre, a controllare i pezzi, perché vedo che siamo... Io ho messo a tacere tutto quello che è successo fra di noi. Grazie. Ma padre. cerchiamo di fare ritto perché non abbiamo un dono d'aro e non andalasso niente, manco una spimmola. Non avrete di che lamentarvi, Bravo, padre. bravo, mi raccomando. Avanti, vai. Posso vai, andare? Vai, tu chi ne vuoi, viaggi. Ti scappi il ferro, Gioventù. Dunque, A noi, signore. Valerio, da stambrisa mi giova il tuo aiuto. E sono qui per questo. Mastro Giacomo, a noi, vedo che già sei armato di buona volontà. Allora, abbiamo una disgrazia per stasera, pazienza. Che fu? Che è successo? Ma aspetta, gente a cena, non sai. Che è successo? Ci tratterai bene? Assumerete i soldi. Con chi sta ci può parlare?
con chi sto? Come uno che vuole mangiare, subito mi chiamano a mettere mano alla sacchetta, continuazione. Io non ho mai sentito, caro Mastro Giacomo, una risposta più impertinente di questa. È vero. Ricordate, Mastro Giacomo, che è facilissimo far mangiare bene con molto denaro. Eh sì, qualunque stupido cuoco saprebbe farlo, è una cosa semplicissima. L'abilità di un cuoco invece sta nel far mangiare bene ma con poco denaro. Bravo. Buono, va, sentiamo sta ora. Far mangiare bene con poco denaro. Scusate, gran maestro di casa, dico, se volete essere così cortese da dare il vostro segreto a questo stupido cuoco, ve ne sarei grato. E anzi, se volete pigliare un mio posto, visto che sapete fare tutto cose. Basta, finicchiola. Sei sempre tu, sei petulante, pare una femmina cottigliara. Basta. Allora, Dunque, In quanti sarete a tavola stasera? per favore non mi ci fare pensare che hai ieri, che hai un dolore e cagami, quando penso, quando siamo mi sento magari male. Allora, io e mie figlie, dunque cominciamo. Sono due. Elisa e Cleante, io sono i miei figli, no? Io sono due. Ma chi Cleante non senti so buono? no. Perché io non so pigliare l'elisir. Sì. Ma dico, questi elisir che si consuma come l'acqua, che cosa è? Signore, lasciamo perdere. Lasciamo perdere, mi raccomando. Comunque Valerio, non sia- facciamo sprechi, non facciamo. Come si sente? Voi? Non si è ancora ripreso. Non si è ancora ripreso, meno male. Sicuramente mangerà leggero. Sicuro, se non fare mangiare, stacci in cuore. Forse è meglio, sì. Non sa, poi si sente male. Allora, Elisa? Elisa niente, Elisa mangia quando un budicino, Poco. pizzolia. E sono due. E poi qui c'è la mia fidanzata Marianna. Sì. No, ma Frosina mi ha detto che Marianna non mangia, non è carnivora. Ah, no? No, è erbivora. Sì, Ah. sì. Si dice che si piglia insalate, cose, Meglio. capace che si porta a casa. Meglio così. Se si porta a casa, perché sì. siccome lei fa che mangia, sicuramente la pigliano nell'orto di casa sua, capisci? Per essere più sicuri. Poi parlo con Frosina, vediamo che possiamo fare. A proposito, Frosina, io non l'avevo ammetato, io sto ammetato. E che si può fare? Che faceva? Ci richiamano, ricicacchi da sua macchina una manna sola e perciò c'è sta ridere in quadro. E allora come facciamo? La facciamo mangiare, perché piuttosto facciamo una cosa, dopo hai bisogno magari di dire. Aspettate come viene, non vi inficcate nella cucina direttamente, prima aspettate che viene Frosina, tanto tempo poi c'è, giusto? Come viene Frosina, qua c'ha bloccate, facete fare una passeggiata a Moro, la casa di Pappalatto. E perché mai? Caida ci piacciono i puma, c'è per i puma. Ma sono pombeati, puma. E che ti interessa? Facete vestiare, ci facete ingolo lo stomaco con il puma. E poi la sediamo a tavola. Bravo, hai visto? Valerio? Avanti, E siamo a quattro. E siamo a quattro. Allora, Cleante, Elisa, Marianna, Frosina, Madonna, quando siamo. Poi c'è Don Anselmo. Don Anselmo. Don Anselmo è il fidanzato di Elisa. E chissà quanto mangia. No, non mangia assai. No? No. Ma voi lo sapete? Sì, io mi ha dato sempre alla sua casa. Perché io qui non l'ho mai visto. Io mangio alla sua casa, non l'hai mai dato mai. Questa è la prima volta. Sì. La prima e l'ultima. Ecco, che sia chiaro. Poi Vabbè, ma è anzianotto, mangerà poco. niente che mangiare. Che non mi preoccupa è un notaro. Ehi, notai. Andando ci vuole un notaro perché a scrivere. sì. Chi si notara mangiano. E che so. Per fortuna è soltanto per oggi. Beh, meno male. Allora sono 1, 2, 5, siamo 4, sei? siamo arrivati a 6. Io 7, ma io non mangio perché mi si chiudeva a calamma. Quando penso a tutte queste cose che stanno a fare mi sento male. Vabbè, Non mai, meglio che non poi a notte. Ma poi ci sei tu mangi. No, io vi verrò dietro, signore. appunto. Sì. Farò soltanto atto di presenza. Certo. Mi accontenterò di una leggera insalatina. E accomodà Consi. Con l'olio, Finio, aceto, poco, limone, non ce n'è. pizzico di sale. No, che ti chiama pressione. No, lascia stare. Mangiatela così per come si trova. Va bene. Nuda e cruda, vi ringrazio. Allora 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8. 8, Maronna. 8. Ma tu pensa per 4. Fai conto che siamo 4.
perché tanto non c'è mangiare per 4. C'è mangiare per 8. Dunque, allora serviranno 4 minestre e 5 piatti di portata. Leggi. Non so leggere. No, niente, ci fa, vai. No, dicevo 4 minestre e 5 piatti di portata. Leggi. Non è leggere. No, leggi, piatti, ci buttiamo leggi. Quando vai? Dicevo io 4 minestre e 5 piatti con i secondi. Uomo, Anche i secondi. ci faccio fare il primo io secondo. Non esageriamo. No. Che ti pare che mi ammazzare i gente? Allora facciamo in questo modo, Valerio, vediamo tu che cosa ne dici. Io ho saputo, mi è stato detto da un altro maestro di casa che poi ti presenterò, che da queste festine che stanno facendo questi giovani moderni, io non sono giovane però insomma sono moderno in questo, dice che si usa il piatto unico. Ottimo. L'unico piatto. Benissimo. Si mette in piatto a tavola e gente mangia, non ti pare? Dai, Bene, ma al centro a centro, e tutti attorno spizzicano. Piatto unico, primo, secondo, contorno, frutta e dolci in un piatto per 8. 8 piatti. 4 per 8, 30 rui. E che può dare? 100 euro cristiani? No, dicevo io, un piatto unico per ciascuno, 8 piatti. Un piatto per ciascuno, ma chi è in da festa? Chi è un Ma se si bastardo dice unico è proprio perché deve essere uno solo. Scusate, in cucina fate fare a me e sì, so vogliamo quello fare- che faccio. sta attento a che tu che fai, So vedremo- quello che faccio. e vedremo che Mica fai, possiamo poi. fare minestra di riso con mele, gallina lessa a sale grosso con broccolo alla siciliana, Che vuol dire? affogate, va. possiamo Sì, fare. coniglio alla ligure, taparenne all'albanese con tartufo, spinaci e semi di sesamo, poi patate alla savoiarda e per finire come dolce moro in camicia. Basta, disgraziato, basta, che mai essi casa mi ammazzaste, guarda. Che è successo? Ma questo, signore, non è un cuoco, questo è un assassino. Assassino sei. Ricordate, Mastro Giacomo, che Don Arpagone non ha invitato tutte queste persone a cena per ammazzarle ingozzandole di cibo. No, io ne ho dato a nudo, sta a metà, Scusate, se dobbiamo dimostrarci veramente amici di questi ospiti, bisogna che a casa nostra regni la frugalità. Frugate. Come dice il detto antico, bisogna mangiare per vivere e non vivere per mangiare. Sei un genio tu! Troppo buono, signore. Ma qui è Corissi questo? Ma questo è un detto antico, signore. Fatti abbracciare, Onoratissimo. O sentiste, che 4 piatti, 5 piatti, 6 secondi, bisogna vivere per mangiare. No, signore. No, è così, certo. Mangiare per vivere Bisogna mangiare per vivere. e non. E non vivere per mangiare, hai Benissimo. capito? A volte che queste parole le facciamo scrivere bello sopra il camino del salone da pranzo, così la gente quando trace si arregola un stataceno. Sarà fatto, state tranquillo. Ecco, benissimo. Per quanto riguarda... Per quanto riguarda la cena, signore, spurghiato- vi prego di farmene occupare di me personalmente. Bravo, Me ne occuperò io e se Mastro Giacomo permette, sistemerò io ogni cosa. Io ci permetto, però sono un barodere mi piglia un coppo. Vieni, andiamo all'innalone. Oscenza deve sapere che questo signore qua è un adulatore. E tutto quello che lui fa, i suoi controlli sull'acqua, sul vino, sulle candele, sul legno, sul pane, li fa solamente allo scopo di derubarvi e prendervi in giro. E io non lo posso buttare. E poi mi dispiace sentire tutte le cose che si dicono ogni giorno sulla vostra persona. Perché io e Avassai che sono in questa casa, voi sapete, e dopo cani siete la persona che amo di più. E che si dice di mia, sentiamo? Oscenza poi sarà c'è mietta fuori. No, anzi io sono curioso di sapere che cosa si dice a Catania sulla mia persona. Mi piace sentire quello. Racconta, rima, parra, cerca di parlare perché mi sanno cosa mi farà la ciuscia e a te non hai. Parla, io signoruzzo mi è testimone se dico menzogne. Sì, bravo. Oscenza deve sapere che non c'è posto in città dove non vi spendono. Non c'è luogo dove non si raccontano storielle sulla vostra avarizia. Dicono che facete stampare i calendari apposta con doppi digiuni in modo da costringere la servitù e la vostra famiglia a digiunare. Qualcuno dice, capite, sembra una scerra per mano quando licenziate la servitù in modo che non ci pagate gli spettanzi. Altri dicono che ci faceste causa al vostro vicino perché il suo gatto si mangiò un topino del vostro giardino. Chi è che si mangiava?
Si mangiava zucca, diceva da vostro giardino. E non ero mio, non ero mio. Altri dicono che una notte vi hanno sorpreso che voi stesso rubavate il fieno ai vostri stessi cavalli. Io cocchiere, capelli, cinziastro, vi beccavo e vi resa una gran succhiata da questo lato e voi mi aggattassero. Insomma, siete diventato lo spasso e lo zimbello di tutta la città. E tutti vi chiamano avaro, speloccio, strozzino e senza cuore. Tu sei un disgraziato, cosa mi prego. Penso che delinquente che ora io ti cito in tribunale e mi devi provare tutto quello che mi hai detto, sai. Levammelo davanti, Valerio. Levammelo davanti perché nunca morroso. Ci penso io, disgraziato, tranquillo. Cosa per tu sei calanziato, sei delinquente. Tutta colpa vostra. Ma io sapevo che io a finire da così. Caro Mastro Giacomo, come vedete la vostra sincerità è stata mal ripagata. Sì. Ridete. Ridete. Arrivederci sta cangoppola di panno. Ma questa è l'ultima volta che io dico la verità. E a te, Valerio, tu quanto buono capizzo. Altro che... Oh, Mastro Giacomo! Rosina, come state? Io bene, voi? Io starei meglio fuori di qua. Ah, capisco. Ditemi una cosa, Don Arpacone in casa? Disgraziatamente per noi è in casa, sì. Allora, ditegli che io e la signorina siamo qui di grazia. Io non ci posso parlare perché abbiamo una questione per mano, però ora vi faccio chiamare, va bene? Sì, grazie. Don Arpacone, c'è Frosina, che signorina di grazia. Frosina, come vorrei fare a meno di questo incontro. Ho paura. Signorina, ma perché? Di che cosa vi spaventate? Voi non potete immaginare lo stato d'animo di una persona che sta per vedere la croce su cui vogliono appenderla. Certo, capisco che il signor Arpagone non è la croce che voi vorreste abbracciare e mi rendo conto che quel giovanotto di cui avete tanto parlato vi è rimasto nella mente e nel cuore, vero? Oh, signorina, ma questi giovanotti però sapete benissimo che sono poverini. Sono poverini come a tanti topini. Ma cosa dici? Io ne sono innamorata perdutamente. Frosina, sapessi che occhi, che affetto. Ma sì, lo capisco, sono belli, di bella presenza, ma poi all'atto pratico non hanno manco sale di salera questi qua. Quindi, nella vostra condizione, è meglio sposare quest'uomo vecchio ma ricco. Essendo vecchio, c'è sempre l'opportunità che muori presto. E vi lascia ricca e così voi potete coronare il vostro sogno d'amore con giovanotto che volete voi. Oh, io dovrei aspettare la morte di uno per essere felice con un altro. Ma potrebbe anche vivere per altri 30 anni. Quando? Voi ve lo sposate solo a patto che muori entro 3 mesi. Cavalerio, non ci arriva a 3 mesi, tu mi sei mezzo a fare. Cavalerio. Oh, ben trovati, benvenuti. Signor Arpagone. Scusate, bellezza mia, se mi presento a voi con gli occhiali. Ancora, ma le vostre grazie colpiscono i miei occhi e io per vederle ho bisogno dell'occhiale. Insomma, gli astri si guardano col cannocchiale e siccome voi siete un astro, io mi metto l'occhiale, a così mi miro più meglio. Una cosa, Frosina, ma mi pare che questa non mostra nessuna gioia di vedermi. E che può mostrare gioia? No, vero? Ma vai, e che è rimasta troppo colpita appena vi viste. Ci hai detto, c'è da caro tempo che usa... che se le cupiglia, no? Certo, giustamente, non c'è stata così. Ecco qua mia figlia Elisa, che vi viene a salutare. Elisa, vieni Elisa. Ho tardato molto nel farvi questa visita, cara signora. Avete fatto quel che dovevate fare. Toccava a me venire. Ecco, vedete, questa è mia figlia Elisa. Come si suol dire, è spindolina. La cattiva erba cresce presto. Che un antipatico e insolente. Spiega di sta ricciotta. No, dici che è simpatico. Quando è risolente questo signore. Sogno così, spontaneo. Spontaneo. C'è mio figlio
i figli vorremmo guardare, mi esce arrivare qui, vieni qua che vi viene a salutare. Che incontro! È proprio Barrasti l'uomo qui, meraviglioso di cui ti parlavo. Lui? Sì. E come facciamo ora? Signora, mio padre m'ha colmato di meraviglia quando mi ha detto il suo proposito. Certo, non poteva fare scelta migliore ed io sono felice di vedervi. Attenzione a chi tu capisci, perché a stavolta ti tagli i viveri e ti metto sotto terra direttamente. Col permesso di mio padre, dunque, Permesso accordato. vi dico che non mi sorride affatto l'idea che voi sarete la mia matrigna. Questo matrimonio, capite bene, mi ripugna e urta contro i miei interessi e se dipendesse da me non si farebbe. State vedendo? Che complimento impertinente che si ci fa a una signora. Ma dico, così ha ragione, Se voi provate ripugnanza nel considerarmi vostra matrigna, io ne provo altrettanta nel considerarvi mio figliastro. Ecco, bravissima, avete fatto bene, perché a una risposta impertinente si risponde per le rime. Ecco, state tranquilla, perdonatelo, scusatelo, vedrete che i suoi sentimenti nei vostri confronti cambieranno da così a così. Vi sbagliate. I miei sentimenti nei vostri confronti non cambieranno e prego la signora di crederlo. Sì, e spatti raddoppia addosso, Volete che tradisca la mia coscienza? Io insisto, continuazione. Dico io, ma non ho macchina a fare una passata in carrozza. Che fu? Non c'è la carrozza? Ma se no c'è la carrozza. E che mosso cavallo? No, non mosso nulla, per favore. Oh, ma scusate, ci stai facendo una compassa. Ma che succede? Valerio, ma perché ti devo fare richiamare? Cos'è successo, Ma signore? non abbiamo offerto niente alle signore prima di andare in passeggiata. Avete ragione, me ne sono dimenticato. Ma ci ho pensato io, padre. Come? Olive, mandorle tostate, tartine al caviale, marron glacé, barbone e marsala vergine. Valerio, sentiste? Ha perso la ragione, signore. Ma dimmi una cosa, i pigliasti a spese tosso quasi. Le ho mandato a comprare a nome vostro, padre. Ma cosa vuoi che Ma fare? forse non vi sembra abbastanza, padre mio. La signora vorrà perdonarci allora. Ma non era necessario. Non è vero, ma questo vuole fare sempre di testa sua, continuazione. Avete mai visto un anello più fulgido di quello che porta al dito mio padre? No? Signora, voi dovete guardarlo più da vicino. Oh, ma è davvero magnifico. Oh no, signora, no. Questo è un regalo che mio padre vuol farvi. Non è vero che desiderate che la signora lo tenga? Maledetta la mia disgrazia, Randa, Brusina, Randa. Ma vai, però ora, quante storie che stiamo facendo per questa vero. Avanti, Caterina Villo, io non ce ne pare più. Andiamo. A fare la passiata, andiamo. Signor il padrone! Signor il padrone! Io sono. Che c'è? Che A vuoi? punta mola, poi ci vuole un'auzione perché Che cosa è che vuoi? Che vuoi? C'è uno che vuole parlare con voi. A me fare sciubare che anni, statelo fuori, non ci sogno per nulla. È importante. Non ci State sono- per la punta mola, no. Non ci sogno per Non c'è nulla. per nessuno. C'è, ma non c'è. Per nessuno. Non c'è per nessuno, per voi non c'è. Per mia c'è, cameriste di gran esserci per voi. Ma voi che non siete nessuno. Ma che qui è chiesto? Che Si vuole? niugia. Come si È niega? uno che va a dare soldi. Fremo! Fremo! Fermate! Acchiappa! Fermatevi! Acchiappa chiesto! Signor Cleante! Signor Cleante! Padrone! Padrone! Quando uno cerca non ci sono mai! Avanti, e via tutto io! Ho messo le mani nel tesoro di vostro papà! Ma come hai fatto? Ah, come hai due donne che ci faccia la posta, finalmente! Come ci sei riuscito, Freccia? Come ci sono riuscito? Io vi contassi, ma se bene vostro padre per dire una punta mola, ma Al ladro! Dai. Al ladro! Al ladro! All'assassino! Giustizia! Giustizia! Giusta legge! Giustizia! Sono stato assassinato! Mi hanno assassinato!
nell'onore, nell'avere, ma rubare la cascettina con i miei denari, 10.000 scudi d'oro, come faccio? Qui è che fu. Un signore che, fermo, signore Cabanna, non vai solo, come è chiaro, non vai, fermati, al capo, figliolo, fallo, fermalo, dai cappai, questi non ti muovere, fermo, tornami chiedo che mi pigliasti, ladro, tornami chiedo, non so che faccio, io stesso mi accappai, io stesso, e fu, a cui hai visto da vicino io, signore me, e come faccio? Mi hanno assassinato, sono morto, seppellito, poi c'è fatto. È possibile che non c'è nudo, che mi vuole resuscitare, tornandomi i miei soldi, dicendomi quelli che mi rubavo. Chiunque sia sarà stato qualcuno che mi spiava e ha aspettato il momento propizio per farlo, il momento che io ero assente. Presto mettiamo a ferro e a fuoco tutta la città, tutti quanti. Dobbiamo fare le perquisizioni, i controlli e gli interrogatori di tutti. Servi, serve, sguatteri, mia figlia, mio figlio, me stesso. Signore miei, caro amico, mi hanno privato di te e io non ho più ragione di esistere. E chi ce la può fare? Perché non muoro? Addio. Quando l'altro capiro già. Mi tagliano e si mettono a ridere. Sono sicuro che hanno preso parte alla ruberia. Vi prego, vi scongiuro, se sapete qualche cosa del mio ladro, dicetemi, non posso trovare. Che se ne scorre dopo sotto? C'è forse il mio ladro? E dopo avete fatto comunella. Prego. Presto, dei commissari, degli arcieri, dei carnefici, delle forche. Voglio fare impiccare tutta la città e se non si trova il mio denaro, dopo di tutti, mi imbicco io. Io mi imbicco. Ma Pagone, ma che era state facendo? Vi state scippando i cannarini su? Rosina, Che fu? mi hanno assassinato. Che è successo? Nell'avere. Che fu? Ma rubare una cascettina con il mio tesoro, 10.000 scudi d'oro. No! Sì, No! sì, Oh no! sì. No! E che ti diciamo, è una cosa pennaucia. E come facciamo? E come ora? faccio? Come facciamo? E come faccio? Come facciamo ora? E Come faccio? facciamo? Senta, rubare è mia, non è che rubare a te e andare a pagare a te ora. Saggio, però io avevo bisogno di quel piccolo prestito per il processo che ho in corso. E che sempre processi in mano, come sono combinata, figlia. Presto, Frosina, rivolgiamoci subito alla giustizia. Oh, ne quando sia alla giustizia possiamo i tempi perdere, no? Appresso appelli, ai inutili riunioni, contrappelli, uscieri, e avvocati, procuratori, relatori, sostituti, giudici, oh! Chi sta io tutta gente che vuole essere pagata? Scusa, mi sbagliai. Oh. Non pensavo che ci volevano tutte queste canzoni. Mi sono lasciato prendere dai nervi. Ci penso io. Ci pensi tu. Io ho amici in giro, che di giusti, che ci potremmo domandare i favori. Spurgiatella tu, Ma spurgio io. Stavolta ti do carta bianca. Carta bianca? Sì, signora. Datemi un anticipo. E allora non mi rivolgeva la giustizia. Va bene, ma canisciti un soldo, che ci vuole? Ditemi una cosa piuttosto. Sospettate di qualcuno? Di tutti. Devi fare arrestare tutta la città. Sì, a tutti. Scannatelo! Scannatelo! Abbuciate cipila dall'acqua caura e mettete la testa sotto e a perallare. Oh, cago.
La cosa quando si fa, o buono o niente. Dimmi una cosa, che stai che mi rubava la caccettina? No, era il maialino di latte che ha portato il maestro di casa. Sì. Ma rubare la caccettina! Ma che c'è un altro, senti! Senti, non fare finta che non sai niente, sai? Tu hai capito che io ti dovevo licenziare e ti sei vendicato. No. Dimmi quello che sai della... Dimmi quello che sai della mia cascettina, sai? Un ne Valerio, un ne Valerio. Datemi a Valerio, datemi aiuto, chiamatemi a Valerio. Valerio! 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 Rosina, sogno, quale Valerio? Valerio, Chi è? che Usato bella così cosina, occasione. chiamatemi a Valerio. Che bella occasione per contare ciò capizzo, signor Valerio. Oh, sì. Valerio, 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 Chi è che ti può morire? Valerio. Chi è che ti può morire? Bello Valerio. Valerio. Volete sapere la verità? È stato Valerio a fare il colpo. Valerio. Come essi casa, Valerio? Ido. Tanto gentile e tanto onesta pare. Disgraziato. Ma sì, sicuro di quello che sta dicendo, oh? Oh, che vedete? Quando ne ricordo una cosa, chi è? Oh, Prosina, ma perché ti mischi? Quando Mastro Giacomo dice una cosa, e chi da che è? Sapi che dici? Vero? Si vede che io l'ho visto come io si arremenava, messo un nero non mucciato di soldi. Un nero di soldi. Do già dire. E già ho visto un docciatino. Era. E un nero non mise. Ci c'è una caccettina. Perché se ci messe la cassettina andiamo a... Ma sì, Ido era. Ido era. Dimmi come era fatta sta cascettina, io capisco subito se era che Come era fatta la Come era cassettina? fatta, Come- Era come una cassettina. Così. Sì, ma come era fatta? Io voglio sapere come era fatta in maniera particolareggiata, tu ce lo devi spiegare bene, perché così tu capisci subito se chi da so. Era una cassettina ranne. Che da come rubare mia era niga. No, era nica nella grandezza, ma grande nel contenuto. Detto, ma Ah? E di che colori era? che colore era? E tu facevi Questa- fatte vostre. Questa è la prova, che colore era? Che colori era? Che colore era il mio? Aiutate, che colori Che era? ne sa che colori era? Era che non era rossa. La quale? Rossa, grigia era? Grigia, grigiosa era. Che? Grigiossa, che colori è grigiosa? E grigia e rossa. Basta, abbiamo capito. Ido fu. Ido è la cascettina. grigiosa. Presto, fammi a chiamare il commissario. Il Spiccia. commissario che non per bene, per chitarra in basso, vuole l'anticipo, Non vuole signore, tu spuricchiatela tu, raccello tu, spuricchiatela tu. Io giorogno! C'hai carta Ida bianca. Ma chiamare, se ida non fosse la chiamare, carta ida chiamare. bianca, forza, senza soldi non si canta missa! E senza stola manco si confessa, Lottin. Maronna, dopo quello che è accaduto non c'è più da fidarsi di nessuno. Dopo quello che è accaduto non ci si può fidare più di nessuno. Io stesso sogno convinto che io stesso fosse capace di derubarmi. Io Don Alpagone, silenzio. Acqua in bocca, non ci decide che vorresti io però, eh? E qua, Valerio, sta ruando. Tenete a portata di mano. Sogno qua, cazzo. Tenete a portata di mano. Cazzo. Tenete a portata di mano. Ecco, bello specchio. Ecco. E avanti. Signore, Signore, vieni a confessare l'azione più indegna, il crimine più cattivo che tu abbia potuto commettere. ma che cosa desiderate, signore? Che cosa desidero? Stanno innocenti, come se non arrossisci del tuo delitto. Scusate, ma di quale delitto volete parlare? Di quale delitto voglio parlare? E chiedo, Piccerino, ma dico, ma come hai potuto? Mi hanno raccontato tutto. Tutto! Come hai potuto approfittare della mia bontà, introdurti in casa mia e giocarmi un tiro di questa fatta? Signor Arpagone, visto che vi hanno raccontato tutto, io non negherò. Vuol dire che senza saperlo feci scena. Avevo deciso già di parlarvene e aspettavo l'occasione più favorevole per farlo, ma poiché è così, vi scongiuro di non adirarvi e di ascoltare tutte le mie ragioni. Ma che razza di ragioni potresti avere, brutto ladro? Ma signor Arpagone, io non merito questo insulto. È vero, sì, vi ho offeso, ma infine la mia colpa è scusabile. Scusabile, un assassinio di questo genere. E tu mi dici che è scusabile? Ma non vi seccate, di grazia. Vedrete che quando mi avrete ascoltato capirete che il male non è poi così grave come si crede. Il male non è così grave. Ma che cosa è che dici?
le mie viscere, il mio sangue, il sangue del mio sangue. Guardate che il vostro sangue non è caduto in cattive mani. Chi è che dici? Dico che la mia condizione, signor Arpagone, è tale da non farle disonore. Io sono un uomo onorato Io ho onorato, onorato. e non c'è nulla a cui non possa porre rimedio. E voglio vedere quello che fai. Restituiscimi quello che mi hai preso. Il vostro onore avrà piena soddisfazione. Onore, quando si ingauccano. Dimmi una cosa, ma che cosa ti ha spinto a farmi un'azione così indegna? E me lo domandavo. Chieto che tutto mando, perché ne ho tutto il diritto. L'amore. L'amore. Sì, l'amore. L'amore per i miei Luigi d'oro, l'amore per i miei ducati, per le mie ricchezze. No, signor Arpagone, guardate che non sono stato tentato affatto dalle vostre ricchezze, anzi, affermo ora stesso di non pretendere nulla dai vostri beni. Vi scongiuro soltanto di lasciarmi quello che ho. E chi è pazzo? Ma che devo dire? Che tu mi rubasti? Ma perché voi chiamate questo un furto? Ma perché tu come chiamassi un tesoro di quella specie? Un tesoro, certo. Forse il più prezioso che voi abbiate, Il don più Arpagone. prezioso che avevo. Ma lasciarmelo, guardate che non significa perderlo. Cosa vuota? Io dunque vi chiedo adesso in ginocchio, signor Arpagone, questo affascinante tesoro, e se volete essere giusto, accordatemelo. Ma che sei scemo? Che c'è un cuore? Che cazzate di Pasqua? Noi ci siamo promessi una reciproca fede e ci siamo giurati di non lasciarci mai più. È bello giuramento che avevo fatto. Ormai siamo legati l'uno all'altra per sempre. Ah, ma ve lo impedirò io, sai? E solo la morte ci potrà separare. Ma allora te un foleneasti per i miei soldi. No, signor Arpagone, vi ripeto che io non ho agito per quegli interessi che voi credete, ma un motivo ben più nobile mi ha ispirato. E guardate che il mio cuore non ha agito neanche per gli impulsi che voi credete. Ma volete vedere che tu vuoi i miei soldi per carità cristiana? E dimmi una cosa. Dove l'hai portata? Io? Ma dove l'ho portata? Io non l'ho portata da nessuna parte, signor Arpagone, è ancora qui in casa vostra. Meno male, la cascettina non ne sciutere in questa casa. Meno male. E dimmi una cosa qua, parliamo da uomo a uomo, io come un bacio e tu come un figlio. Vieni qua. Eccomi qui. Delinquente. Ci hai messo le mani? Io? Sì, tu. Mettervi le mani? Signore. Come potete pensare, signor Arpagone, ad una cosa del genere? Forse gli sta purtroppo rosso. Io ardo per lei di una fiamma rispettosa. Arde. Paga scettina. E preferirei morire piuttosto che farle un solo pensiero offensivo, perché è troppo onesta e saggia. La cascettina è onesta e saggia. I suoi occhi mi hanno ispirato. L'occhio della cascettina. E proprio ieri si è decisa finalmente a firmarmi una promessa di matrimonio. Cui? Ma vostra figlia. Mia figlia? Ed io ne ho firmato una anche a lei. No, che disgrazia! Madonna Santissima! Guardate sopra Graunghi! Vieni qua, bello specchio, vieni qua, figlia indegna, tappenara, figlia indegna di un padre buono e generoso come mia, così metti in pratica i miei insegnamenti, ti innamori di un ladro e impegni la tua fede senza il mio consenso, ma sbagliaste, sai, sbagliaste di rosso tu domani, sarai rinchiusa, sì signore, nel convento delle Carmelitane scalza per tutta la vita, e tu sarai in peccato. Ma io prima di essere condannato vorrei essere almeno ascoltato. Sbagliai a parlare di fuoco, ti faccio arrostire vivo. Ecco. Padre mio, siate umano, non fatevi trascinare dal primo impulso della vostra collera. Prendete tempo per considerare quello che dovete fare. Cercate di conoscere meglio colui che vi ha offeso. Quando io ero in difficoltà, fu lui a salvarmi. Ma che mi sta contando, Pipere? Meglio che ti facevo morire scacciata dai cavalli, anniata, ti facevo morire di morto su battaglia piuttosto che fare quello che ha fatto. Signor Arpagone, ma che è successo? Vi vedo sconvolto. Don Anselmo, mi hanno ferito nell'avere
e nell'onore. Addirittura. Sì, signore, ecco qua un ladro che si è introdotto in casa mia, abusando della mia bontà, travestito da maestro di casa, per derubarmi dei miei denari e delle figlie. Ma chi pensa al vostro denaro? Si sono promessi una reciproca fede, tutte e due, sì. Ah. Sì, hanno giurato di non lasciarsi mai più, se si vogliono sposare. Questo affronto riguarda voi. L'onore vostro, siete voi che vi dovete costituire parte civile e fare il processo tutto a spese vostre. Io non voglio sapere niente. Ecco, Io non voglio essere sposato per forza, né tantomeno chiedere qualcosa che è stato concesso ad altri. Ma per quanto riguarda i vostri interessi, vi prometto che li custodirò come se fossero miei. Grazie. Grazie, chi è sto delinquente ladro? Queste sono le persone che valgono più di me. Un guacciatillo buono. Lui si sta prendendo cura delle mie cose, pava, dei vostri manda interessi. testimoni, pava tutto lui, è vero? Criminale, tu sei un criminale. Ma guardate che io non ho ancora capito che crimine abbia mai commesso. Non che crimine ho commesso. E allora adesso, quando dirò chi sono io effettivamente... Il mondo oggi è pieno. È pieno di gente farabutte come Mattia che si appropriano di cognomi illustri. E poi sbiedica, arresuttano di essere chi che sono, anzi chi che non sono. Il mio cuore è troppo nobile per adornarsi di qualcosa che non sia mia. Certo. E tutta Napoli può testimoniare della mia nascita. Buono, napoletani, abbiamo capito. Badate che io conosco bene Napoli. Siete di Napoli voi? Certamente, signore. Di Napoli. E mio padre era Tommaso dal Burzi. In un naufragio purtroppo tutta la mia famiglia, mio padre, mia madre e mia sorella perirono. E soltanto io fui salvato con parte dei miei averi da un vecchio domestico, Pedro. Dite il vero? Tommaso dal Certamente. Burzi. Questo è il mezzo rubino che mi mise mio padre al lido da ragazzino. L'altro mezzo al dito di mia sorella, purtroppo scomparsa assieme ai miei al naufragio. Ma che volete dire? Voglio dire, caro signore, che è lui, colui che mi ha messo al mondo. È lui! Sì, Un figlio da Burzi. Riconoscete questo mezzo rubino? tu, mia sorella. Sono tua sorella. Oh, Marianna. Valerio, fratello mio, che meraviglia! E nostra madre. Nostra madre sta a casa, è ammalata, poveretta. Oh, e nostro padre. Non lo so, nostro padre... Cielo, come dimostri il tuo potere. Tu solo puoi fare miracoli. Io un miracolo posso fare. Abbracciatemi, figli miei. Ma come? Voi, nostro padre? Voi siete colui che mia madre pianse per tanto tempo. Sì, figli miei. Padre sì, mio! sì. Oh, padre. Figlio mio. Oh, padre! Leuduro mezzo, Leudi. Signor Alpagone, oh mamma mia! Leudi, che ti sta pigliando? Che stai? Leudi, allontano. Sì, io sono Tommaso dal Burzi. Tommaso dal Burzi. Sì, che il cielo ha salvato dalle onde insieme a tutto il denaro e i gioielli che aveva. E che dopo tanti anni, col nome di Anselmo, credendovi morti tutti, si apprestava a celebrare adesso con un matrimonio con una giovane e saggia fanciulla per cercare di crearsi una nuova famiglia. Allora lui sarebbe vostro figlio? Sì, questo è mio figlio. Benissimo, allora vi cito insolito tutte e due per la restituzione dei 10.000 scudi che mi ha rubato. Lui ha rubato? No. Ma chi lo dice questo? Mastro Giacomo, ecco qua che è il testimonio. Mastro Giacomo, un'altra delle sue verità. Aspettate dopo. Dunque voi, don Arpagone, mi ritenete capace di fare un'azione così indegna? O indegna o no, io voglio tornato quello che mi è stato rubato. Non accusate nessuno, padre. Qui. Lasciatemi sposare Marianna e il vostro tesoro vi sarà restituito. Unne, Al sicuro. Ma se non mi date Marianna, perderete la cassetta. ci manca cosa? Niente. Approvate questo nostro matrimonio, aggiungendo il vostro consenso a quello della madre, che la lascia libera di scegliere tra noi due. Oh, Cleante, ho appena ritrovato mio fratello Valerio. È un padre che dovrà concedermi a voi. No, figli miei, il cielo non mi ha redato a voi perché io contrasti i vostri voti. Don Alpagone, riflettete.
Il giudizio di una giovane andrà verso il figlio piuttosto che verso il padre e non mi fate dire cose che non è giusto sentire. E acconsentite come acconsento io a questi due matrimoni. Per poter decidere ho bisogno di avere la mia cascettina. La vedrete, padre, la vedrete. Io non c'ho niente, non c'ho soldi, non c'ho da dare ai miei due figli per il matrimonio, non c'ho niente. Sogno pure Non vi a mettere a preoccupate, chiacchiere non qua. vi preoccupate, ne ho io per tutti e due, state tranquilli. Allora, vi impegnate a fare le spese dei due matrimoni? Sì, signore. Anche Avete la mia parola, vi basta? Va bene, carta scritta, leggere se vuole, ma basta a patto come facete fare il vestito nuovo perché non mi posso presentare così. Ho detto che ci penso io, dico non vi fidate della mia parola. Non è che non mi firo. No, scusate, Don Anselmo, Sì, scusate, dite. mentre che vi state trovando spattenno soldi, io avessi bisogno di un piccolo prestito per un processo. Don Alfagone può garantire per garantisce me? Non garantisco per nulla, l'autoramento, che garantisco? Allora mettiamo tutto per iscritto, Va appena bene. viene un notaro. Andremo dal notaio, Noi va andremo, un notaro va bene e lo pagate voi. bene. Va bene, lo pagherò io. Benissimo, ecco. Su, adesso andiamo a dare a vostra madre la bella notizia. Un momento, fermi tutti. La mia cascettina, non è. Eccola. Direttamente dalla punta molo. Andiamo. Andiamo, Don Anselmo, allora per questo piccolo prestito. Posso contare? Leo. Posso contare? Leo, da delinquente io lo sapevo che c'era il tuo zampino. E ma la verità, un papaiato cosa mangiava? Lo saccio! Casa tu, che c'è, festa? Festa abbiamo? Astuta. Tu sto Sprechi, Sprechi enormi. sprechi enormi. c'è la scuoglia! Tu hai cucinato che papaiato? No. Astuta. Ma che tu mangiasti? Vivo, Ma chi? un papaiato. Parlo mai! Oh, e chi? Oh, sono astuto, non si nuova. Ah.